Buongiorno e benvenuti. È con grande piacere che oggi presento questo incontro Cagliari Città Aperta, voluto dall'associazione La Casa Rosa, presieduta da Maristella Casura, e dall'assessorato del turismo, delle attività produttive e promozione del territorio. È un incontro che è nato per mettere in connessione gli imprenditori del Sud Sardegna, gli imprenditori dell'ospitalità, con i potenziali clienti della Russia, non solo di Kiev, Mosca, San Pietroburgo. Quindi riteniamo importante questo incontro proprio perché possiamo in questo modo mostrare tutto ciò che il Sud Sardegna offre a un potenziale turista dell'est europeo. Questo incontro io sono molto contenta di essere stata chiamata a presentarlo perché fin da subito, 2 anni fa, quando Maristella Casula me ne ha parlato, ho ritenuto che fosse una cosa molto importante aprirsi all'est europeo e sono stata onorata di essere chiamata come giornalista in quale esperta di enogastronomia ma anche di cultura. Io faccio la giornalista da tanto tempo e Maristella mi ha onorato dicendo appunto che forse avrei potuto rappresentare questa città e il territorio. Purtroppo la pandemia ci ha impedito di realizzare appieno questo progetto perché inizialmente era previsto un incontro in Russia e un incontro della Russia in Sardegna. L'esito della pandemia ci ha portato a realizzare invece un filmato complesso tradotto in lingua russa che è stato poi veicolato appunto a Mosca per mostrare la città. Oggi infatti ve ne mostriamo una parte, un trailer, per farvi vedere che cosa poi noi abbiamo potuto realizzare non potendo far nulla in presenza, quindi è stato tutto sintetizzato in immagini. Quindi se volete vi mostro il filmato che vi darà un'idea di quello che noi vorremmo che fosse l'immagine della città, del nostro territorio che arrivasse in Russia tra cultura, enogastronomia e natura. Prego.
Questo filmato è solo un trailer, come dicevamo. Ringraziamo innanzitutto tanti operatori che avete visto presenti in questo filmato. Sono artigiani, ma sono anche ristoratori che hanno dato una mano, hanno contribuito alla realizzazione con noi di questo filmato realizzato appunto dalla Momentum SRL. Ma non esaurisce certo la potenzialità del capoluogo. La città oggi ospita grandi eventi internazionali di sport e sicuramente il mare di Cagliari offre la possibilità di svolgere degli sport nautici, immersioni, surf, kitesurf, vela, insomma davvero ha una potenzialità grandissima. Ne parleremo dopo con l'assessore delle attività produttive, ma intanto io passo la parola a Maristella Casula, la presidente dell'associazione La Casa Rosa, una imprenditrice, una donna caparbia e capace che ha portato questo incontro, che ha creato questo incontro per noi e quindi buongiorno, benvenuta insomma. Grazie Alessandra, grazie per questa splendida presentazione. La nostra associazione, che è nata nel 2008, si è sempre occupata di cultura e di valorizzare l'identità sarda e già da diversi anni ha organizzato diverse iniziative anche all'estero. Abbiamo iniziato nel 2013 con una presenza a Budapest, a Palazzo Reale, dove abbiamo presentato le eccellenze della nostra regione e anche grazie ad Eleda come premio Nobel abbiamo avuto eccezionali riscontri. È un'iniziativa che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Istituto di Cultura e con l'ambasciata di Budapest e abbiamo realizzato addirittura anche fatto realizzare alla Biblioteca Nazionale di Palazzo Reale la digitalizzazione di alcune opere di Grazia Deledda. E questo è il primo, diciamo, il primo passaggio che abbiamo fatto. Abbiamo proseguito poi portando avanti un progetto che potesse valorizzare l'identità della nostra isola e in particolar modo negli ultimi anni quella della città di Cagliari, organizzando diverse iniziative. L'anno scorso abbiamo iniziato i contatti con l'Enit di Mosca, che ringrazio per la collaborazione, con l'assessorato alle attività produttive, commercio e turismo del Comune di Cagliari. C'era proprio lei sempre come assessore, quindi ha avuto modo di seguire l'iniziativa e come diceva Alessandra Dari non siamo riusciti a realizzare questa attività in presenza, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero presentare la città di Cagliari e l'offerta turistica ai russi attraverso un webinar e attraverso una campagna mirata sui social e su alcune testate web come Orizzonte Italia. Quest'anno abbiamo riproposto l'iniziativa prevedendo un congresso, sempre nella speranza di riuscire, di avere un po' di tregua rispetto alla pandemia e di riuscire a realizzare qua, proprio accogliere i tour operator russi. Non è stato possibile, abbiamo dovuto realizzare un'alternativa che comunque mi sembra stia venendo anche in modo abbastanza, diciamo, efficace, perché abbiamo coinvolto diversi operatori e abbiamo tra l'altro dall'altra parte una presenza di russi non indifferente. Stiamo parlando di 27 operatori che tra l'altro, questa è una scaletta di qualche giorno fa, so che ieri si è aggiornata a 45, comunque operatori provenienti da Mosca, da Kiev, da San Pietroburgo e poi anche 5 testate giornalistiche. Io poi ho fatto anche una verifica, sono testate di un certo livello come TAS, Perfect Fly, Magazine e altre giornalisti che ringrazio perché sono comunque presenti e in collegamento con l'Enti Mosca. Ora ci auspichiamo che questa giornata, che ha un carattere operativo, perché comunque abbiamo diverse realtà, i nostri partners come Federalberghi, Confcommercio, Confindustria, abbiamo anche la presenza di CNA, la presenza di alcuni operatori che operano nel settore extra alberghiero e alberghiero, la presenza del consorzio turistico Costa Sud, la presenza di Sardinia Co-Hosting e di altri operatori che operano nel settore. Ci auguriamo che si riesca a presentare un'offerta di qualità e che dall'altra parte poi manifestino l'interesse gli operatori russi.
Io lascerei adesso spazio comunque agli interventi degli altri, ai saluti, agli interventi degli altri relatori, ringraziando però per concludere la Sogaer, che oggi purtroppo l'amministratore non può essere presente, ma era presente in conferenza stampa, ringraziandoli per averci messo a disposizione questo spazio, uno spazio un po' di apertura verso l'esterno, ma anche verso la nostra città. Grazie. Infatti sono collegata, la Russia è collegata con noi attraverso l'Enit, c'è Irina Petrenko e Francesco Dauria che ci stanno ascoltando in questo momento, tra poco ci collegheremo e poi appunto ringraziamo la Sogar e in particolare Renato Branca che ci ha ospitato oggi in questo bellissimo spazio che è un'innovazione, un'altra offerta dell'aeroporto di Elmas, perché ricordiamo che l'aeroporto è la porta verso il sud Sardegna, sta facendo numeri interessanti, anche a novembre sono stati molto positivi i numeri di coloro che hanno transitato in aeroporto, quasi paragonabili a quelli del periodo pre-pandemico. Questo dice molto sul fatto che ci siano tantissimi turisti interessati anche ad arrivare in Sardegna in bassa stagione. Quindi ringraziamo Renato Branca e passiamo la parola all'assessore delle attività produttive, turismo e promozione del territorio, Alessandro Sorgia, che ha realizzato, insomma, ha collaborato attivamente alla realizzazione di questo evento. Quindi la Sardegna è pronta, Sud Sardegna è pronto a ricevere un turismo così complesso come quello dell'est europeo. Sono tanti davvero gli avvenimenti e gli eventi mondiali che hanno caratterizzato la città e il territorio. Sì, grazie e un saluto a tutti quanti presenti. Mi fa molto piacere oggi essere presente. Sono venuto non a parlare, sono venuto ad ascoltare. Ritengo che sia fondamentale la vostra presenza, la presenza degli operatori, di chi ogni giorno si occupa di turismo, e quindi sono venuto qua finché ho preso anche un'agenda per prendere nota di tutti i vostri interventi, e vi ricordo che per chi mi conosce sa che sono sempre disponibile a qualsiasi tipo di aiuto che si possa dare alle attività. Si è parlato di attività in difficoltà. Devo dire di non essere stato particolarmente fortunato, perché 2 anni e mezzo assessore, 2 anni di pandemia, penso sia un record a livello mondiale, ma al di là di questo ho vissuto insieme a voi le difficoltà che ci sono state in periodo pandemico, che ancora oggi cerchiamo di risolvere, quindi io spero che questo titolo Cagliari città aperta possa essere veramente l'apripista per una stagione migliore rispetto a quello a tutto quello che avete patito. Resto a disposizione per questo tipo di iniziativa che insieme vogliamo portare avanti. Sono sicuro che i vostri interventi saranno utilissimi, per cui vedo tantissime persone che con me, vedo Fausto Mura, vedo tanti amici che Maurizio Batteri, Martino Di Martino, Confindustria, che chiaramente ringrazio per le tante attività che sono state portate avanti in questo tempo. Io dico solo questo, che questa iniziativa fa parte di un bando, si è aggiudicato un bando che noi abbiamo promosso come assessorato e che convintamente riproponiamo in questi giorni. Scade mi pare domani o dopo. Io esorto chiunque, anche se all'ultimo momento ci possono essere iniziative importanti che possono essere da stimolo anche per tutti quanti. Io veramente ringrazio ancora, sono qui per ascoltarvi, sono qui per tradurre, come ho detto prima, in azione politica, e sono convinto che ci potremo aprire non solo all'est europeo, ma a tantissime altre nazioni europee ed extraeuropee, perché Cagliari ha delle potenzialità ancora inespresse, e sono sicuro che insieme a voi faremo dei bei lavori. Grazie. Grazie, grazie. Come abbiamo detto, questo evento Cagliari Città Aperta ha trovato la collaborazione dell'Enit nazionale, dell'Enit di Mosca, e infatti adesso ci ha mandato i suoi saluti Maria Elena Rossi della direzione marketing e promozione dell'Enit. Prego. Buongiorno a tutti, sono felicissima di poter contribuire come Enit all'organizzazione
di questo evento che mette in relazione le imprese del turismo della Sardegna con il mercato russo e con importanti operatori russi. È un mercato che sappiamo è rimasto parzialmente fermo in questi anni difficili, ma che ha un enorme potenziale di crescita, soprattutto per la Sardegna, e siamo ottimisti per il 2022 che sia in grado di ripartire, così come in generale che il 2022 possa essere un anno positivo per il turismo italiano. Quindi buon lavoro a tutti e a prestissimo, speriamo in presenza. Arrivederci. E adesso entriamo nel vivo dell'incontro, cominciamo a sentire voi operatori, iniziamo con il presidente di Federalberghi Sud Sardegna, Fausto Mura, al quale chiediamo appunto, prego, quali sono le offerte, come si sta organizzando il Sud Sardegna per ospitare un turista così esigente, così complesso come quello proveniente dall'est europeo? Allora, noi ormai operiamo con i turisti dell'est europeo da anni. Mi ricordo qualcosa come 20 anni fa il compiatto Pattanè, si chiamava il comandante, che iniziò una proficua scambio culturale e turistico con la Russia e tutti i paesi dell'est, e diciamo che in questi ultimi 20 anni la situazione è migliorata di anno in anno fino ad avere negli anni diciamo migliori, cioè quelli pre-pandemia, ma anche, come dire, pre-problematiche politiche, abbiamo avuto un 10% di turismo russo in Sardegna, che è tra l'altro un turismo diciamo qualificato, un turismo medio-alto, che ci ha portato ad avere degli ottimi rapporti. Poi, attenzione, c'è sempre un andamento costante nel turismo, che è un'attività che risente di tutte le economie che esistono a livello mondiale, e cioè succede una cosa banalissima: sale il prezzo del petrolio, sale il prezzo del gas, sale il rublo, i turisti vengono in Europa, perché col rublo a una certa quotazione per loro è abbastanza conveniente e poco caro venire da noi in vacanza con l'euro. E quindi quando il prezzo della benzina scende, scende anche il prezzo del gas, scende anche il rublo, per cui abbiamo difficoltà. Questo andamento altalenante del turismo russo è dovuto in parte sicuramente alla programmazione, ma moltissimo deriva dall'economia generale del pianeta. Quindi, perché, ripeto, il rublo, benzina e gas vanno di pari passo praticamente. Cosa dire? Cagliari città aperta è un bel titolo, ricorda un pochino certi titoli di guerra, Roma città aperta, Tangeri città aperta, però è importante perché dopo 2 anni di pandemia dire città aperta è una bella affermazione. La Russia è sempre stata nostra amica, storicamente proprio. Se noi non siamo tutti francesi con Napoleone, lo dobbiamo alla Russia. Se noi non siamo tutti tedeschi col tizio dei baffetti, beh, in grossa parte lo dobbiamo alla Russia. Quindi abbiamo avuto qualche problema con la Russia, ma soprattutto abbiamo avuto delle ottime alleanze con la Russia dal punto di vista politico. Tant'è vero che gli ultimi problemi sono abbastanza ridicoli, perché dovremmo essere molto in Europa, cioè con l'Europa Unita dovremmo essere molto più vicini alla Russia di quello che invece non siamo attualmente. Però il turismo è la prima attività che prescinde dai confini amministrativi e politici. Ricordiamo che noi facevamo turismo nei paesi dell'est quando c'era la cortina di ferro ancora, negli anni 70 comunque c'era già un turismo europeo che andava nei paesi dell'est e così via. Quindi il turismo è la prima cosa che butta giù le barriere, la prima attività che butta giù le barriere, butta giù i confini amministrativi e i confini politici, di ogni tipo e specie.
Questo è veramente importante. Noi dobbiamo dare delle motivazioni ai russi per venire a Cagliari, soprattutto. E le motivazioni sono veramente tantissime. Dobbiamo ricordare che Cagliari non è un capoluogo di provincia, Cagliari non è un capoluogo di regione, Cagliari è la capitale della Sardegna, cioè la capitale di un regno, il Regno di Sardegna, che è stato fino al 1861 praticamente capitale quasi d'Italia. E dobbiamo anche ricordare che è stato diverse volte capitale d'Italia, Cagliari. Una volta quando è venuto Napoleone, i Savoia sono scappati, per cui sono rifugiati a Cagliari e quindi, voglio dire, è diventata capitale del Regno di Sardegna che aveva tutta l'Italia, anche se c'erano le truppe di Napoleone. E poi in un'altra occasione lo stesso è diventata capitale d'Italia fino al 1861 e così via. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia è nata nel 1354 sul Colle di Bonaria, è lì che è nato il Regno di Sardegna ed è lì che poi è nata tutto lo Stato italiano. Quindi Cagliari è una città, oltre che bella, storicamente molto importante, è una delle grandi città murate in Italia. Il nostro castello è un quartiere veramente molto bello, in cui tutte le cose sono rimaste come 2 secoli fa, non è cambiato assolutamente niente. Abbiamo dei parchi bellissimi, cioè all'interno di Cagliari abbiamo un parco come quello di Sant'Elia, dove si può fare del trekking di ore, del free climbing, del mountain bike, della canoa, delle cose così via. È una delle città che ha dei parchi all'interno bellissimi. Cosa dire del clima? Abbiamo un clima fantastico che promuove tutti gli sport nautici, soprattutto perché siamo all'interno di un golfo quasi protetto dal maestrale, diciamo, che può spingere tutti gli sport nautici. Abbiamo una costa che va da Teulada a Villa Simius, che offre delle spiagge bellissime, un turismo balneare di altissimo livello. Purtroppo in questo momento Cagliari ha una permanenza media di soli 2 giorni. E questo nonostante abbia un aeroporto internazionale, come possiamo vedere, e anche 3 porti, 1 industriale e 2 turistici. Ma purtroppo la permanenza media è di 2 giorni. Questo vuol dire che ancora Cagliari non è arrivata a livello di destinazione turistica, ma è ancora un passaggio, un luogo di passaggio, perché 2 giorni di permanenza media dei turisti significa che non è una permanenza degna di una destinazione. E noi dobbiamo riuscire a trasformare questo luogo di passaggio in una destinazione. È fondamentale per noi fare questo genere di cambiamento. E Cagliari ha delle potenzialità enormi, che tutti quanti insieme dobbiamo cercare di sfruttare al meglio. Ha delle potenzialità naturalistiche, ha delle potenzialità storiche, ha delle potenzialità archeologiche, ha delle potenzialità come eventi. E voglio dire, se noi pensiamo che abbiamo un museo archeologico a Cagliari dove abbiamo un unicum, la civiltà nuragica unica in tutto il mondo, e tra l'altro è forse il museo al mondo che ha anche i migliori reperti fenici, che è un'altra civiltà assolutamente fantastica, ma noi abbiamo dentro Cagliari, dentro il museo di Cagliari, la stele di Nora, che è una specie di stele di Rosetta del Mediterraneo, e nel momento in cui gli studi saranno giustamente più approfonditi sulla stele di Nora, vedremo che verrà sconvolta tutta la storia del Mediterraneo. Il Mediterraneo diventerà Sardegna centrico praticamente. Niente, io ho cercato di darvi una illustrazione, un ventaglio delle potenzialità che offre Cagliari, ripeto, e le offre di tutti i tipi e specie, dal clima alla natura, alla storia, all'archeologia, e
ai suoi abitanti. Cagliari ha una specie di indolenza, diciamo un relax, una indolenza diffusa che mentre voglio dire, porta alla vacanza, porta al relax, porta alla tranquillità. E questo è importante per un luogo di vacanza, non c'è quella frenesia della metropoli, ma c'è questo relax diffuso e poi voglio dire, la nostra enogastronomia è semplice ma esplosiva, voglio dire, i nostri piatti sono veramente semplici ma sono veramente esplosivi. Niente, è inutile citare le cose che vanno dal mercato di San Benedetto a tutti i piatti che noi possiamo e offriamo regolarmente ai turisti e così via. Ripeto, Cagliari è una città turistica in divenire, siamo sulla strada buona, stiamo migliorando, dobbiamo creare la destinazione Cagliari perché abbiamo delle potenzialità enormi. Grazie. Io vorrei anche ricordare che proprio ieri Cagliari è stata annoverata tra la 20ª città, anzi la provincia di Cagliari è la 20ª per qualità della vita. Quindi insomma abbiamo raggiunto un bel risultato nella classifica del Sole 24 Ore. E adesso dovremmo avere in collegamento con noi il presidente di Federalberghi, Paolo Manca, che non ha potuto essere qui presente, ma si sta collegando. Vediamo un po' se c'è il collegamento. Eccolo. Salve Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Dunque, il Sud Sardegna si sta preparando ad un'estate del 2022, sperando che arrivino turisti dall'estero, in particolare dall'est, che sono in collegamento con noi. Beh, assolutamente. Diciamo, sono gli ultimi preparativi per quella che è la stagione 22. Ormai noi dai mesi della primavera stavamo già programmando quello che è il nuovo anno, forse il primo che possiamo definire di vera ripresa post-Covid, o almeno così ci auguriamo, viste le notizie un po' preoccupanti di questi ultimi giorni. Detto questo, è importantissimo mantenere aperti i canali di comunicazione, come giustamente diceva il collega Fausto Mura poco fa. Gli alberghi e il turismo è sempre una delle prime azioni che riparte nei territori, anche in quelli post-bellici, e in tanti hanno definito questa nuova vita dopo la pandemia come uno scenario post-bellico. Quindi noi siamo reduci da una stagione, quella 2021, che pur azzoppata ha comunque prodotto 2/3 dei volumi di un anno normale, e quindi ci aspettiamo invece per il 2022 di riuscire a ritornare sui regimi normali e quindi anche riprendere tutte quelle connessioni, in particolare con i mercati un pochettino più lontani, non di prossimità come quello italiano o come l'Europa vicina, ma appunto come alcuni stati dell'est, la Russia in primis, che assolutamente erano affezionati della realtà sarda. In alcuni punti avevano ormai portato avanti delle abitudini e delle assolute presenze costanti ormai da decenni, e questo noi vorremmo che si ripristini nel più breve tempo possibile. È chiaro che il prodotto Sardegna nella sua interezza, ma anche Cagliari nello specifico, che offre il vantaggio di essere sicuramente la destinazione più destagionalizzabile in Sardegna, per il semplice motivo che ha servizi fruibili tutto l'anno e inoltre ha anche un discreto gap climatico rispetto anche alla stessa isola, e quindi offre per chi arriva da quelle latitudini come quelle russe un vantaggio oggettivo. Beh, noi oggi ci troviamo a dover preparare una stagione, quella 2022, che ancora sta nicchiando. Perché? Perché l'incertezza che troviamo sui mercati purtroppo si trasforma in un freno a chi decide la propria vacanza. In particolare anche negli ultimi giorni l'incertezza non solo sanitaria ma anche quella geopolitica sicuramente non aiuta. Noi obiettivamente andiamo ribadendo sempre un principio sacrosanto e molto lineare. Come dicevamo prima,
il turismo, la voglia di viaggiare, la voglia di visitare i posti, l'amicizia che lega i territori è uno dei primi valori che riparte in automatico appena vi è la possibilità di viaggiare. E viaggiare, lo si dice banalmente, ma lo si ripete sempre, arricchisce moltissimo. Beh, è chiaro che se noi a questa libertà, a questa voglia, non mettiamo le condizioni necessarie per poterlo svolgere, non solo in sicurezza, ma proprio dal punto di vista burocratico, perché qui non stiamo parlando di bypassare norme di protezione o di tutela della salute, che ovviamente sono vigenti adesso, e quindi apertura di corridoi ad hoc semplicemente per far ripartire il turismo forzatamente, ma invece deve esserci un progetto organico che prevede appunto l'apertura dei corridoi e una stabilizzazione di quelle che sono le priorità e le necessità anche dal punto di vista sanitario, e a seguire ovviamente devono riaprire tutte quelle connessioni e quelle facilitazioni, faccio il classico esempio del visto, che sono necessarie per poter permettere il viaggio tra due punti diversi e con burocrazia e legislazione diversa. Noi su questo dobbiamo assolutamente concentrarci. Che poi la Sardegna rientri nell'immaginario, nei desideri del mercato russo, beh, questo lo sappiamo da tempo. Come dicevo, l'amicizia che lega i due territori è ormai stabile, e solamente una pandemia globale è riuscita a frenare questi volumi. Noi auspichiamo, visto che, come dicevo, ormai siamo arrivati alla fine della programmazione, perché tra poco più di 20 giorni saremo già nel 2022, e nei primi mesi dell'anno solitamente partono il grosso delle prenotazioni verso l'isola, anche perché dovete immaginare, ovviamente, visti, voli, organizzazione logistica, necessita di un tempo sicuramente maggiore rispetto a quello classico dei nostri cari connazionali italiani, che prenotano forse qualche giorno prima di arrivare nell'isola per ovvi motivi. Quindi noi abbiamo necessità invece dal punto di vista, sicuramente gli operatori lo stanno già facendo, ma dal punto di vista burocratico e organizzativo, di dare sicurezze, di garantire quelle che sono le vie protette per poter fruire di questo prodotto, se la vogliamo vedere solamente dal punto di vista commerciale, che però poi diventa molto altro, diventa un conoscere la terra, diventa un vivere un'esperienza di cittadino a tempo determinato della nostra isola, su mercati che appunto, come abbiamo già detto, apprezzano e valorizzano, e visto anche il gap termico e climatico tra le due destinazioni, potrebbe sicuramente estendere la propria presenza nell'isola anche a mesi insoliti, e in questo l'attrattore cittadino della città di Cagliari e del sud di Sardegna in genere, con connessioni stabili, potrebbe assolutamente diventare un punto di partenza per avviare una nuova stabilizzazione di questo tipo di iniziative. È chiaro che nelle tante sfortune che il Covid ci ha portato, ci porta anche qualche vantaggio. Ci porta il vantaggio di ripartire da zero. Nel ripartire da zero potremo riniziare a fare e a riorganizzare il nostro modo di operare in maniera un pochettino più corretta rispetto a quello che si faceva prima. Quindi la grande opportunità che ci troviamo davanti è quella di essere proattivi, e iniziative come quella di oggi sono alla base di questo principio, e nell'essere proattivi si rinsaldano i vecchi rapporti, se ne stabiliscono di nuovi e si porta il livello di cooperazione a una stabilità e una serenità che è necessaria soprattutto dopo questi anni anche in parte bui. Quindi l'invito e l'augurio che faccio, andando a chiudere, a tutti gli operatori che in questa giornata si confronteranno e cercheranno di stabilire dei canali non solo commerciali ma anche di comunicazione e di avvio di connessioni, è quello di ragionare partendo sia dallo storico, ma pensando che questa pandemia ci ha insegnato che il mondo può cambiare anche molto velocemente. In pochissimi mesi abbiamo messo in piedi vaccini, in pochissimi mesi abbiamo cambiato le nostre abitudini, in pochissimi mesi ci siamo riadattati ad un modo di vita ed un modo di operare. Faccio sempre l'esempio della sicurezza all'interno delle strutture alberghiere, che ormai è iper garantita, non ci sono stati mai casi di contagio all'interno degli alberghi, i protocolli attuati sono assolutamente sicuri. Beh, noi siamo già delle bolle sicure che possono iniziare a operare, a ricevere turisti e a portare avanti appunto questa valorizzazione del territorio e del rapporto tra i due territori.
Detto questo, quindi l'invito è quello di partire dalle informazioni che già sono in nostro possesso, ma allo stesso tempo valorizzare e creare nuove relazioni. Perché? Perché nello sviluppo del nostro settore abbiamo necessità di stabilire nuove e più forti relazioni. Faccio l'in bocca al lupo a tutti e vi ringrazio per queste iniziative che sono assolutamente la base per poter iniziare questa nuova metodologia di lavoro per tutti noi. Grazie. Grazie. Ringraziamo e salutiamo il Presidente di Federalberghi Sardegna. Voi dovete sapere che tutto ciò viene tradotto dalle interpreti in lingua russa che sono collegate con noi e con gli imprenditori presenti in collegamento, in connessione. Adesso passiamo al prossimo ospite, Nicola Palomba di Confindustria Sardegna, settore turistico, ecco, al quale chiediamo se davvero dobbiamo rilanciare la destinazione Cagliari e Sud Sardegna, che cosa possiamo fare e come lei vede questo nuovo rilancio del territorio. Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie per l'invito, porto i saluti di Confindustria, faccio i complimenti a Maristella e a chi ha organizzato questo evento, un saluto particolare agli operatori russi con i quali collaboriamo da tantissimi anni. Noi abbiamo sempre creduto in Cagliari città turistica, tant'è vero che, come molti di voi sanno già, abbiamo commissionato parecchi anni fa uno studio per far diventare Cagliari una destinazione turistica, uno studio particolarmente costoso che però metteva in campo le migliori professionalità del momento sul destination management. Senza tediarvi, senza farvi diventare l'argomento noioso, insomma, in sintesi abbiamo subito registrato che esistevano tanti ingredienti perché Cagliari potesse diventare una vera destinazione turistica. Quindi questo già tanti anni fa. Voi sapete che Cagliari non ha il Colosseo, Cagliari non ha la Torre di Pisa, non ha le cosiddette attrattive in senso tecnico di primo livello. Però Cagliari è tutta la costa, come dicevano anche i colleghi, ha tutte quelle attrattive di secondo livello che adesso non voglio elencare perché lo faranno meglio di me anche chi mi seguirà dopo, come faccio solo un esempio, come può essere i giganti di Monteprama piuttosto che Nora, che gli scavi archeologici di Nora, come la stele di Nora che si diceva prima. Quella è stata ritrovata a Nora, la prima volta in cui comparve il nome Sardegna o Sardana e così via. Adesso non mi voglio dilungare. Cagliari, città aperta. Adesso questo titolo anche a me è piaciuto tantissimo perché oltre che un modo per diciamo abbracciare i nostri amici russi, è anche un modo per dire che Cagliari ha già degli ingredienti importanti. Gli ingredienti stanno non solo nelle bellezze di cui dispone Cagliari e quindi anche la costa di cui già in parte abbiamo parlato, ma anche la professionalità e l'esperienza che si può vivere venendo a visitare Cagliari. Un turismo senza servizi non può essere un turismo, per cui avere all'interno della città delle società anche private, soprattutto private, che sono in grado di organizzare e allestire un servizio per il turismo è fondamentale, soprattutto per un cliente esigente come noi sappiamo essere appunto il cliente russo. Ma oltre a questo ci sono anche le strutture ricettive di qualità. Associate a Confindustria ci sono importantissime strutture. Nella costa pensiamo al Forte Village. Forte Village continua dopo tanti anni ad avere riconoscimenti a livello mondiale e continua a rinnovarsi. Non solo è stato il primo, diciamo, la prima locomotiva per noi, è stato il primo esempio, poi successivamente oggi con internet tutto è diverso, tutto è cambiato, però continua a lavorare per questa destinazione e il russo apprezza molto questa realtà. Chia Laguna è diventato un 5 Stelle, ha portato il marchio Hilton,
ma adesso sta portando il marchio Conrad. Il marchio Conrad è un marchio difficile da avere, ci sono solo 4 alberghi in Europa col marchio Conrad. Sarà il primo albergo in Italia col marchio Conrad, quindi marchio di lusso estremo. Quindi stiamo parlando di un'offerta interessantissima, ma poi ci sono tanti alberghi più piccoli, alberghi boutique hotel, alberghi di charme, che sono in grado di accogliere in modo adeguato il turista e anche e soprattutto quello russo. Ma direi che anche a Cagliari abbiamo degli esempi di alberghi sempre in Confindustria molto, molto belli. Palazzo Doglio è un albergo che ha ricevuto il premio come Italy's Leading Hotel del 2021, Europe's Leading New Hotel sempre del 2021, per cui stiamo parlando di un albergo già premiatissimo, appena nato. Abbiamo un albergo come il T-Hotel, un albergo a 4 stelle moderno, gestito in modo moderno, oltre che essere moderno. Sta per nascere sempre tra i nostri associati anche Palazzo Tirso, un palazzo storico che diventa un albergo a 5 stelle con l'affaccio nella via più bella, affascinante per chiunque venga a visitare Cagliari, che è via Roma. Quindi stiamo parlando di un'offerta di qualità. Lo diceva prima Fausto, diceva noi abbiamo iniziato a lavorare col mercato russo da tanti anni. Io personalmente ho lavorato da più di 25 anni con questo mercato e abbiamo imparato anche a conoscerlo, questo mercato, perché è un mercato che poi si evolve, cambia continuamente, è interessantissimo. Spesso e volentieri si trovano anche delle sorprese interessantissime, un mercato che ci ha insegnato veramente tanto. Abbiamo avuto anche la frequentazione di importantissimi politici, di persone molto famose in Russia. Io stesso nel mio piccolo mi sono trovato a dover gestire tra i vari clienti anche tra i più importanti politici russi. Quindi insomma abbiamo imparato molto, però diciamo che ci siamo anche allenati, quindi oggi sapere che la stessa capacità la stiamo riportando anche nella città, proprio ci porta a far capire che anche Cagliari è pronta, è quasi pronta, ormai ha bisogno di un incoraggiamento da parte dello stesso mercato russo, perché la stessa professionalità la stiamo travasando anche ormai l'abbiamo portata anche nella città. Lo stesso Palazzo Doglio fa capo sempre alla proprietà del Forte Village, per cui questa capacità, questa professionalità è pronta anche per Cagliari e quindi è un elemento che dovremo tenere in considerazione, anche perché spesso e volentieri Cagliari viene vista, come si è detto prima, come una città di passaggio. Non è più vero, ormai è finito. Un tempo noi si prenotava una notte in un albergo a Cagliari perché il nostro cliente voleva stare più vicino all'aeroporto e non avere la scomodità di partire lontano dall'aeroporto. Noi oggi abbiamo un collegamento con la città che è garantito anche dai nostri servizi. Noi abbiamo sempre in Confindustria le più importanti aziende private di trasporti interni e anche lì abbiamo imparato. Alcune di queste aziende hanno proprio imparato e si sono specializzate per il mercato russo, soprattutto del lusso, che richiede un servizio diverso da quello di tutti gli altri paesi. Ecco, a questo punto non ci resta altro che aspettare questa grande visitazione, per cui non faccio altro che gli auguri agli amici russi e anche a noi stessi. Grazie. Bene, dei consorzi storici, quello il consorzio turistico Sardegna Costa Sud. Abbiamo con noi Maurizio Di Martino che presiede questo... Martino Di Martino, scusate, che lui ci illustra meglio forse di chiunque altro quali sono i numeri, i limiti e i contorni di questo consorzio, del turismo del Sud Sardegna.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie soprattutto a chi ci segue attraverso la piattaforma Zoom. Sono, diciamo, l'oggetto principale di questo importante incontro. Quindi grazie a Maristella, alla sua associazione, grazie all'assessore e anche voi che come sempre siete attenti e presenti per dimostrare la nostra unione, la nostra capacità, la nostra volontà di presentarci ai mercati. Io porto i saluti del Consorzio Costa Sud, un consorzio che nasce nel 1983, quindi probabilmente uno dei consorzi più datati sicuramente della provincia di Cagliari, ma credo anche di tutta la Sardegna. Un gruppo di imprenditori che hanno da subito sposato l'obiettivo di promuovere un territorio, quello del Sud Sardegna, allora ancora più di oggi bisognoso di essere messo in risalto, di essere messo a sistema per affrontare i mercati italiani, europei e internazionali. Oggi siamo rimasti in pochi, abbiamo anche noi subito la crisi degli ultimi anni del turismo associativo, però continuiamo a lavorare con la volontà e con se magari andate avanti con la presentazione, magari vi faccio un gesto, ecco. Quindi 1983 è l'anno di fondazione, siamo anche soci dell'aeroporto, chiaramente soci di minoranza, e lavoriamo nel territorio con aziende che rappresentano l'ospitalità del Sud Sardegna, non solo quella alberghiera, ma abbiamo anche società che si occupano di trasporti, di NCC, anche se non alcuni anche di Confindustria, ma altri di altre associazioni di categoria. In ogni caso il nostro consorzio è trasversale, non è politico, ha solamente l'obiettivo di promuovere un territorio e di promuovere le aziende. Abbiamo quindi diversi alberghi, la maggior parte di Cagliari, ma anche dalla costa sud-occidentale e sud-orientale. Sud-occidentale per i nostri amici che ci ascoltano dalla Russia, da Cagliari, attraversando tutta la costiera sulcitana, si arriva a Villa San Pietro, Nora, Pula, sino a Domos de Maria. Dall'altra parte, percorrendo il litorale di Quartu Sant'Elena, si arriva a Solanas, Villa Simius e Muravera e Costa Rei. Qual è l'obiettivo di questo intervento? Da parte mia non c'è chiaramente cioè sì, la volontà di dire quanto siamo belli, quanto siamo attrattivi. È chiaro che ognuno di noi ha, come dire, come primo obiettivo quello di valorizzare e di mettere in risalto le nostre qualità. La cosa più importante è quello invece di metterci in discussione e capire come ci vedono gli amici russi, come possiamo noi orientare la nostra offerta, il nostro prodotto turistico per poter essere competitivi in un mercato importante come quello russo. Quindi cosa facciamo? Partiamo dall'analisi per poi trovare le strategie per creare un prodotto integrato, sino poi a monitorare la branding reputation, quindi qual è la qualità che viene percepita dal mercato, e qua ci devono aiutare i tour operator russi, ci deve aiutare l'Enit che ha gli studi tutti gli anni sulle strategie di marketing e sui posizionamenti dei mercati in Italia. Ecco, quindi noi con capacità di ascolto cerchiamo poi di mettere in evidenza il fatto che Cagliari ha già un suo posizionamento. Cagliari è naturalmente posizionata come città, come destinazione smart, come smart destination, è posizionata come città dello sport con gli eventi sportivi che sono stati già citati da chi mi ha preceduto. Cagliari, città del buon vivere, del buon cibo. Con la sfida riusciamo ad essere anche una destinazione, come diceva Fausto Mura, è una destinazione luxury? Questa è la domanda e i segnali ci sono, tenendo conto che sì, gli alberghi a 5 stelle sono un segnale importante, ma per essere una luxury destination non sono importanti solo le stelle degli alberghi. Bisogna offrire un livello di turismo che sia alto a tutti i livelli, tenendo conto di un'ospitalità a 5 stelle. L'ospitalità comprende
tutto, comprende i servizi, comprende i trasporti, comprende il ricettivo extraalberghiero, che proprio negli ultimi anni, come vediamo anche dal grafico, scusate, tornate indietro, vediamo dal grafico che dove vengono evidenziate sino al 2019 Cagliari era una città in crescita. Siamo stati, come dire, interrotti in un processo di ulteriore crescita anche in bassa stagione con l'evento dell'America's Cup, quindi lì abbiamo dovuto fare un repentino passo indietro e passare da 660.000 presenze del 2019 a più che dimezzarle nel 2020 con 298.000 presenze. Vedete come Cagliari già anche prima della pandemia aveva una percentuale fra presenze italiane e presenze estere un po' in controtendenza rispetto a destinazioni balneari più posizionate nel mercato estero. Tenete conto che la Sardegna aveva un 65% di turismo estero contro un 35% di presenze di turisti italiani. Nel 2019 Cagliari si è avvicinata a quasi un 50-50, chiaramente nel 2020 siamo tornati ai vecchi numeri dove il turismo italiano è stato prevalente. Per fortuna nei mesi di luglio e agosto ci ha dato la possibilità di iniziare una ripresa post pandemia. Un altro dato importante, quindi se andiamo avanti, ecco, riguarda quello che è stato prendiamo come esempio, come obiettivo il pre-pandemia, cioè che cosa vale, quali sono le destinazioni europee più importanti per Cagliari, e dimentichiamoci il 2020, cerchiamo di adesso vedere cosa abbiamo recuperato col 2021, ma soprattutto cosa possiamo fare nel 2022 e nel 2023, cosa possiamo aspettarci. Ed ecco che qui diventa importante sapere e anche avere conferma da chi ci ascolta dalla Russia quali sono le loro aspettative. Intanto un dato: Cagliari nel 2019 registrava 10.000 presenze, che non sono tantissime in confronto alle 220.000 presenze che registra la Sardegna di russi, non sono forse neanche tantissime rispetto alle 70.000 che registra il Sud Sardegna, però per Cagliari, che oggi non ha più l'obiettivo di essere determinata e di essere giudicata come città turistica, ma come città aperta, Cagliari oggi è già una città turistica. Quando abbiamo incominciato 25 anni fa era questo il sogno. Oggi il sogno è diventato realtà, però è un sogno che va alimentato con azioni concrete. Ecco, quindi questi dati che adesso andiamo così velocemente ad analizzare devono essere messi, a mio giudizio, a disposizione dei russi, che ci daranno conferma. I colleghi ci diranno: vi risultano questi dati, cosa possiamo fare per rendere più appetibile la nostra destinazione nei confronti della vostra programmazione, nei confronti dei vostri clienti. Quindi andiamo avanti e andiamo così a vedere un po' quelli che sono il turismo italiano, quali sono stati i risultati. Nel 2020 erano questi, nel 2019, nel 2019 erano sicuramente molto più interessanti, nel 2020 abbiamo ripreso. Quasi tutti quelli del turismo italiano, ci manca il turismo estero. Le destinazioni estere che hanno più risentito della crisi sono state la Spagna, la Germania e la Francia, soprattutto per Cagliari. La Russia è passata da 10.000 presenze nel 2019 a 6.700 nel 2020, quindi si spera nel 2022-2023 di tornare almeno alle 10.000-15.000 presenze per ricominciare a dialogare con i nostri amici della Russia. Andiamo avanti e vediamo ancora. Ecco, vediamo quando si parla di Cagliari, noi la stessa denominazione del nostro consorzio è Sud Sardegna, perché Cagliari è sempre stata naturalmente la porta di un territorio, prima solo di passaggio, è stata meta per anni del turismo business travel. A Cagliari si faceva massimo una notte, venivano i funzionari commerciali delle aziende nazionali ed europee o i funzionari ministeriali che venivano in missione nei vari uffici. Oggi Cagliari è una città turistica, grazie ai collegamenti aerei low cost, ci dà la possibilità anche, con la Russia è chiaro non c'entrano i collegamenti low cost, ma forse anche per certe direttrici anche. È chiaro che qua parliamo per la Russia prevalentemente di voli charter oppure di voli con scalo, e quindi ecco che diventa importante anche la nostra continuità territoriale, dove i collegamenti da Milano e Roma poi
diventano chiaramente più adatti e più facili da combinare col turismo europeo. Ecco, quando si parla di Sud Sardegna, chiaramente Cagliari fa la parte della cugina povera rispetto a Villa Simius e Pula. Il Sud Sardegna ha un 70.000 presenze su 220.000 totale Sardegna di turismo russo, e queste chiaramente sappiamo tutti che sono dettate principalmente da due strutture. Uno è il Timiama su a Villa Simius e l'altro il Forte Village, già citato da Nicola Palomba, e oggi con i 5 Stelle a Cagliari della stessa catena magari abbiamo un motivo in più di ospitalità e di dirottamento verso il capoluogo cittadino. Da notare come il turismo russo a Cagliari ha una destagionalizzazione meno importante. Cagliari chiaramente ha le strutture aperte tutto l'anno, il turismo russo ha come molto del turismo europeo ha ancora una predilizione per il turismo balneare, però vediamo che nel tempo, nel 2019 ad esempio, avevamo anche flussi già registrati a maggio, settembre e qualcosina anche a ottobre. Andiamo avanti con questi numeri che magari riescono ancora ad annoiare. Ecco quanto diventa importante il traffico passeggeri e quanto diventa importante l'aeroporto che oggi ci ospita. Sappiamo quanto negli ultimi anni l'aeroporto di Cagliari abbia rappresentato un punto di forza per tutto il trend turistico isolano. Non dimentichiamoci che con i più di 4 milioni di passeggeri trasportati, Cagliari aveva più del 50% dei passeggeri trasportati di tutta la Sardegna. Questo parlando chiaramente escludendo l'aviazione civile e escludendo i transiti. Questa è la situazione. Come vedete nel 2020 abbiamo recuperato molto rispetto al 2000, nel 2021 abbiamo recuperato molto rispetto al 2020, ma siamo ancora lontani dei numeri del 2019, ancora abbiamo circa un 40% da recuperare. Questo per dire quanto l'aeroporto e i collegamenti sono importanti. Cagliari è una città aperta, però se non apriamo il portone principale, che è il portone del traffico aereo, dei porti e degli aeroporti, abbiamo poco da tenere la nostra porticina socchiusa. Andiamo avanti per entrare un po' nel vivo dell'offerta cagliaritana, che per quanto riguarda il ricettivo vede un aumento del numero posti letti nel 2020 rispetto al 2019 e un aumento della ricettività extraalberghiera, un extraalberghiero particolarmente attento, particolarmente di qualità, che sta andando come dire, ad accompagnare il turismo del ricettivo alberghiero, che è stato quello che ha portato, che ha fatto crescere un po' il turismo a Cagliari, no? Oggi purtroppo con qualche croce, con qualche albergo non ce l'ha fatta a superare questa crisi, un comparto che però è ancora vivo, fatto di operatori che hanno voglia di continuare, che hanno voglia ci credono e hanno voglia di andare avanti. Quindi sono 8.000 posti letto. Abbiamo tanto, però facciamo ancora fatica ad avere percentuali di occupazione interessanti. Quello che è di buono, ripeto, è che questi flussi turistici, questi posti letto sono disponibili tutto l'anno, quindi si parla di destagionalizzazione, di eliminare un po' quel carico antropico che registriamo nei mesi di luglio e agosto. Ecco, Cagliari ci dà questa possibilità. Andiamo ancora avanti per parlare poi del mercato crocieristico. È socia del consorzio Sardegna Costa Sud la società Cagliari Cruise Port, che gestisce gli scali di Cagliari, ma anche di altri porti nazionali, e quindi che ci dà uno spaccato anche per il mercato crocieristico, che anche laddove non registra presenze, non registra posti letto occupati, però registra un indotto soprattutto per il commercio, con gli scali che ci dà la possibilità di avere Cagliari, che tra l'altro da qualche anno è diventato anche hub di partenza. Quindi il mercato crocieristico, anche qua potete vedere nei numeri come siano diminuiti tantissimo rispetto al 2019, siamo in recupero rispetto al 2020, però abbiamo anche qui molto da recuperare, molto da lavorare. Ripeto, con un
porto accogliente, una città che è una vetrina eccezionale sia dal punto di vista dello shopping, dal punto di vista della cultura, dal punto di vista delle attrazioni e dagli eventi che vengono fatti soprattutto nei quartieri storici di Cagliari, ma non solo. Andiamo avanti per poi invece dare uno sguardo, e quindi qui chiedo ancora la conferma da parte dei russi. Ecco come ad esempio ci vengono presentati noi dati dal Sole 24 Ore e anche da uno studio fatto dall'Enit riguardante il mercato russo. Il mercato russo, è vero, ama l'Italia, però ancora siamo lontani dai numeri che fa la Turchia e la Germania. Con la Germania siamo vicini, però siamo la terza destinazione che i russi prediligono per le loro vacanze. Questo divario con la Turchia è probabilmente un divario che risente di tanti fattori, fra i primi forse anche quei disegni di geopolitica di cui chi mi ha preceduto ha parlato. Il turismo di lusso è per l'Italia un turismo importante, quindi lo è anche per la Sardegna. Sono stati calcolati 20 miliardi di indotto dal luxury tourism in Italia nel 2019, quindi immaginate con perdite del 60-70% quanto questa crisi ha portato ha causato grosse perdite nei confronti del mercato turistico. Quando si parla di numeri dobbiamo tener conto di un altro aspetto molto importante, che è la spesa media del turista. Mentre il turista estero europeo, diciamo medio, si è stimata da una stima del Sole 24 Ore di novembre 2020 su 117-120 euro giorno, il turista russo invece spende 170-180 euro giorno. Quindi cosa vuol dire? Che 10.000 presenze di turismo russo valgono come 18.000 presenze di turismo europeo in media. Un altro aspetto quindi che rafforza diciamo, la teoria che il turismo di lusso non riguarda solo il ricettivo, il turismo di lusso ha un grosso impatto sul commercio, sulla ristorazione, sull'agroalimentare e sullo shopping. Quindi questo diciamo, un segnali che ci spingono ancora di più a metterci a disposizione di chi ci ascolta per capire in che modo possiamo essere appetibili per loro. Andiamo ancora avanti per parlare con i russi. Qualcuno ha parlato prima di me, ha citato internet. Ci sono alcuni canali che sono uguali ai nostri, con canali di comunicazione come Facebook e Instagram, però ci sono altri canali. YouTube è il primo canale che condividiamo, però altri canali, VContact e altri invece prettamente locali sono da tenere in considerazione, e qua chiaramente possiamo farlo solo con l'aiuto dei tour operator e di chi conosce il territorio e sa parlare con il turista russo con la stessa lingua che può ascoltare. Probabilmente noi siamo troppo presi dal nostro protagonismo, e quindi potremmo anche, come dire, sbagliare qualcosa nel proporci. Quindi ci mettiamo in mano proprio a chi ci ascolta, a chi conosce bene il mercato, per capire quali sono le leve su cui contare, su cui fare forza per rivolgerci a questo mercato così importante. Andiamo ancora avanti. Ecco la proposta, quindi qual è? Cosa possiamo fare noi se non ascoltarvi, se non metterci a disposizione di chi ci ascolta? Possiamo fare quello che stiamo facendo anche oggi, trovare delle forme di aggregazione che ci consentano di presentarci ai mercati in maniera, come dire, integrata, senza bandiere di sorta, rispettando il ruolo di ciascuno, no? C'è il ricettivo, ci sono i servizi, ci sono le istituzioni che devono fare il loro ruolo. Ecco, questo si può fare come si fa in tutto il resto del mondo, con le DMO, con i Convention e Visit Bureau, si può fare con le aziende di promozione turistica e con altre forme che possono anche non avere un nome preciso, però possono avere lo spirito che credo tutti possiamo condividere in momenti come questi. Quindi vi ringrazio, sono chiaramente a disposizione
per qualsiasi altro tipo di approfondimento. Auguro il proseguimento di buon lavoro a tutti. Grazie, grazie veramente per questa esaustiva relazione che ci ha illustrato un po' tutti i numeri del nostro turismo del Sud Sardegna. Adesso vorrei con me l'ultimo ospite sardo di questa mattinata. Ecco, lui ha conoscenza sicuramente del Luxury, di quello che è l'offerta di alta qualità del Sud Sardegna. Abbiamo con noi Maurizio Battelli, CEO di Sardinia Co-Hosting. Quindi ecco, quali sono le nostre offerte e che cosa possiamo dire ai nostri ospiti collegati con la Russia? Bene, grazie dell'invito e buongiorno agli operatori che sono presenti online, oltre a quelli che sono presenti qua a Cagliari. Vi racconto un po' com'è il mercato del lusso, soprattutto nel mondo del vacation rental, quindi dell'affitto delle case di lusso e delle ville di lusso. Andiamo avanti. Allora, innanzitutto chi sono io? Oltre ad essere, diciamo, amministratore di una società che si chiama Sardinia Co-Hosting, che fa property management, cioè gestiamo attività, gestiamo immobili nel mondo non solo del lusso, ma in gran parte del lusso. Sono anche presidente di un'associazione che raggruppa tanti operatori del settore del vacation rental, dell'extra alberghiero, nonché vicepresidente nazionale del mondo del property management in Italia. Abbiamo fatto nel mondo del lusso l'anno scorso un'attività importante perché abbiamo fatto un evento che era dedicato esclusivamente al settore del luxury vacation rental, quindi di come funziona questo mercato in Italia del lusso, degli appartamenti, delle ville di lusso, dove la Sardegna gioca un ruolo importante, gioca un ruolo molto importante ovviamente nella zona, soprattutto nella zona nord della Sardegna con la Costa Smeralda, però devo dire che anche la zona del sud sta incominciando a essere interessante, diciamo storicamente con il Forte Village, con le strutture che Nicola Palomba ha raccontato prima, quindi Chia Laguna, però insomma è un mondo che in maniera un po' meno clamorosa, un po' meno, diciamo, uscendo meno sulla stampa, tanti clienti del mondo del lusso hanno soggiornato e soggiornano nelle strutture in Sardegna. Andiamo avanti. Allora, vi racconto che cosa facciamo noi. Noi in particolare abbiamo un prodotto che è Sardinia Chic, il cui sito è sardiniachic.it.com, dove racchiudiamo la nostra offerta del mondo delle case di lusso del Sud Sardegna. E se andiamo avanti con la... Eccola qua. sardiniachic.com, questo è il nostro sito che gli operatori che sono presenti possono andare a vedere direttamente le disponibilità che abbiamo sulle nostre ville. Prego, andiamo avanti. Questo è il nostro sito, l'abbiamo chiamato con Chic Location, Chic Property, Chic Service. Questo nostro tipo di attività è molto dedicato proprio alle necessità del cliente del lusso. Questa è la selezione proprio delle ville di lusso, tendenzialmente zona sia Cagliari che la zona sud-est della Sardegna, quindi tutta la costa di Villa Simius, Castiadas, Costa Rei. Prego, andiamo avanti, abbiamo tutte case, tutte ville con piscina tendenzialmente, quindi tutte luxury villa, luxury pool villa. Questa è una delle nostre strutture. Abbiamo una tariffa diciamo in alta stagione, in peak season, da 1.000 a 1.400 euro a notte nelle varie strutture. Questa è una delle nostre ville, andiamo avanti, vediamo qualche altra struttura. Sono tutte ville molto belle diciamo in tipologia in pietra, con belle piscine, con un arredo molto bello nelle case. Andiamo avanti. Ecco, questi sono gli interni, vi faccio vedere un po' di foto delle strutture. Prego, andiamo avanti. Tutte diciamo in estrema privacy, molto, molto riservate, con diciamo sia servizi pre-soggiorno e durante il soggiorno di alta qualità. Prego, andiamo avanti. Ecco altre strutture, andiamo avanti, faccio vedere un po' di strutture. Questa è la prima che abbiamo visto, Villa Bougainville. Questa è una villa molto bella su 2 piani con 6 camere da letto, 6 bagni,
piscina, casa che diciamo, vendiamo e affittiamo a un cliente diciamo, di alto spendente, sicuramente molto importante. Prego, andiamo avanti. Queste sono le viste, queste Castiadas, zona sud-est della Sardegna, zona molto bella e molto, molto ricercata. Andiamo avanti, ecco, questa è una delle ultime che vi faccio vedere. Andiamo avanti ancora. Questa è una casa invece che abbiamo a Cagliari, noi lo usiamo un po' come punto d'appoggio spesso in caso di arrivi e partenze per il nostro cliente luxury. Questa è una villa in zona a Cagliari, zona, diciamo, zona centrale storica di Cagliari, nel quartiere Villanova. Abbiamo alcune strutture anche su Cagliari che sono tutte strutture molto belle per diciamo, il settore del luxury. Per gli operatori che sono interessati, insomma, faccio un po' anche la parte commerciale, se sono interessati per i nostri prodotti, dal sito trovano tutta la nostra disponibilità, quindi online trovano la disponibilità delle case, commissione per gli operatori che sono interessati ad affittare una delle nostre strutture che abbiamo in esclusiva, 12% di commissione, abbiamo un servizio booking sostanzialmente H24 7 giorni su 7 in lingua, ovviamente nelle varie lingue internazionali, e quindi chi è interessato può sicuramente contattarci. Questo è il nostro magazine che abbiamo nelle nostre ville con tutta l'offerta di servizi extra per gli operatori, diciamo, dal minivan, tutta la parte di trasferimenti dall'aeroporto, il personal chef, il concierge, tutta la parte di governante riservata per i clienti. Safety first, questa è la nostra parte su cui già dall'anno scorso ci siamo impegnati molto. Tutte le nostre strutture hanno andiamo avanti, hanno un nostro protocollo che abbiamo organizzato direttamente noi, l'abbiamo chiamato Safe and Clean, ci siamo organizzati il nostro protocollo di settore che abbiamo tra l'altro esportato in tutta Italia perché diciamo, è il protocollo di settore dell'extra alberghiero con cui abbiamo gestito tutta la parte di gestione del rapporto con i nostri clienti in estrema sicurezza per la parte Covid, tutta la parte di check-in, check-out, tutta la parte di pulizie, manutenzioni, cleaning delle case. Novità di questa stagione che sta arrivando, sempre in ottica safety first. Abbiamo fatto a Cagliari, prego possiamo andare avanti, un punto medico dedicato ai turisti. Questa è una roba che ritenevamo importante e necessaria con ovviamente un partner sanitario. Abbiamo realizzato un centro medico dedicato alle necessità del turista, quindi questa è un'operazione che mettiamo a disposizione sostanzialmente dell'offerta turistica della città e del Sud Sardegna, un punto medico che segue le necessità di un turista che per qualsiasi motivo, non solo Covid, ma in generale, ha un problema sanitario, perché si è fatto cade e si fa male a un piede, a una gamba, un bambino che non sta bene. Ecco, avere la possibilità di avere un contatto diretto con una struttura che ha risposta immediata, tra l'altro in lingua russa. Noi abbiamo una nostra responsabile in reception del Tourist Medical Center che è russa, quindi risponde diciamo, per questo evento esattamente in lingua russa. E dà la risposta immediata, cioè cercando di risolvere il problema nel miglior tempo possibile, in modo tale che la persona possa poi riprendere la propria vacanza e la propria attività. Possiamo andare avanti, ecco questo è il nostro sito, sos.turicamedicalcenter.com, dove potete trovare in italiano e inglese tutte le necessità, tutti i servizi che noi facciamo e tutti gli interventi che siamo in grado di gestire in tempi molto brevi e molto veloci. Abbiamo una presenza sia a Cagliari, in pieno centro a Cagliari, e una già aperta a Quartu per tutta l'area diciamo, della sud-est della Sardegna. Ecco, questa è la nostra parte, riteniamo che sia una parte importante per tutti gli operatori perché oggi una delle scelte della destinazione passa anche tramite la sicurezza. Sta diventando uno dei discrimini proprio di destinazione. Prego, questi sono i miei contatti sia di mail che del reparto booking per
qualora diciamo, gli operatori che sono presenti a questo evento fossero interessati per il nostro prodotto. Grazie. Grazie. Complimenti per l'offerta rappresentata qui. Adesso è il momento di collegarci con gli imprenditori russi, il collegamento è aperto, salutiamo immediatamente Irina Petrenko e poi anche Francesco Dauria che ha permesso attraverso l'Enit l'incontro di oggi. Naturalmente l'offerta, quello che abbiamo rappresentato è l'offerta del Sud, abbiamo raccontato Cagliari, il suo territorio, le ricchezze culturali, ma anche la possibilità, come vedete, di scegliere tra alberghi e anche extra alberghiero con Maurizio Battelli, insomma l'offerta è tanta. E qui Irina Petrenko, buongiorno. Buongiorno a tutti, добрый день всем. Buongiorno a tutti. Buongiorno Irene, buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Sì, benissimo. Bene, Ecco. grazie. Vi saluto qui dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, dove abbiamo la nostra sede. Mi fa piacere partecipare a questo evento. Ringrazio tutti gli organizzatori e anche Maristella Casula e la sua associazione per questo interessante incontro. Ci fa molto piacere anche l'interesse reciproco italiano-russo di riprendere la collaborazione, anche ucraino, perché abbiamo anche gli operatori da Kiev che partecipano a questo evento. Noi come Enit Mosca ci occupiamo di tutti. Non sentiamo? Pronto, sì, mi ecco, sentite? sì, adesso sì. Sì, scusate, noi come Enit Mosca ci occupiamo, il nostro territorio di competenza sono tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, quindi 15 paesi di competenza, tra cui anche Bielorussia, Kazakistan, Azerbaigian, Armenia, Georgia e così via, anche paesi baltici. Ringrazio anche tutti i relatori che hanno parlato prima di me, dando un quadro praticamente completo della situazione, dei dati attuali, delle previsioni, soprattutto di aver fatto presente la voglia di riprendere la collaborazione e pensare al passo successivo, alla riapertura e a come impostare il lavoro già da adesso, che lo ritengo molto importante. Siamo chiaramente consapevoli delle difficoltà del momento, perché questa battaglia contro il Covid non è ancora finita, continua in tutto il mondo, però ci sono già, ormai dobbiamo imparare a vivere e pensare come nelle situazioni più stabili riprendere le attività normali, soprattutto il turismo, perché il nostro settore rimane uno di quelli più colpiti, ma anche rimane la voglia di viaggiare, cioè i russi sono pieni del desiderio di venire anche in Italia, in Sardegna. Per quanto riguarda i mercati di nostra competenza, facendo il seguito a quello che hanno detto anche i relatori precedenti, posso confermare che sono stati quasi 2 anni di praticamente turismo domestico, con quasi 85% dei viaggi sono stati viaggi domestici, ma anche 5% dei viaggi all'estero, che è una cifra molto ridotta rispetto a quanto siamo abituati. Diciamo prima della pandemia erano meno di 25% annuale dei viaggi all'estero, e considerando il numero della popolazione in Russia stiamo parlando delle cifre importanti, perché se per esempio parliamo dell'Italia c'era più di 1 milione di presenze russe in Italia. Comunque ci sono stati anche paesi che hanno lavorato molto bene con l'incarico dalla Russia. Posso fare anche l'esempio di Tanzania, che prima della pandemia aveva i flussi quasi paragonabili a zero, è stata prima ad aprirsi ai turisti russi nel periodo dal 2020, ha avuto in pochissimi mesi aumento da 0 a migliaia e migliaia di turisti russi, organizzando anche i voli charter, voli di linea, quindi ha fatto grandissimo lavoro, ma anche le Maldive.
Comunque adesso in questo periodo attualmente i paesi leader per l'incoming della Russia rimane la Turchia e l'Egitto, sono i paesi non solo come ha detto uno dei relatori precedenti per il fattore geopolitico ma anche per il fattore di no visa, cioè sono i paesi che non richiedono il visto per i turisti russi. Quindi Turchia, Egitto, Emirati Arabi anche, ma anche alcuni paesi europei che hanno trovato le possibilità di dare un'offerta turistica come la Grecia, il Cipro, adesso anche l'Ungheria, Croazia, Serbia, Montenegro, sono tutti questi paesi che lavorano già in questo periodo con il turismo dalla Russia e fanno volumi abbastanza importanti. Ripeto anche il fatto che l'Italia rimane uno dei paesi più desiderati, siamo infatti nella top 3 dei paesi dove andrebbero subito dopo la riapertura delle frontiere. Lo eravamo già nella top 3 prima della pandemia come destinazione turistica, quindi in generale diciamo che i turisti russi quando scelgono la destinazione per il prossimo viaggio considerano alcuni fattori, tra cui assenza della quarantena all'arrivo nella destinazione ma anche al rientro nel paese di residenza, situazione sanitaria stabile, considerano l'assenza delle difficoltà legate al riconoscimento del vaccino, Green Pass, anche queste sono le difficoltà che vengono valutate, la possibilità di fare o avere il visto per la destinazione. I collegamenti diretti sono anche molto importanti, oppure collegamenti senza grandi difficoltà e chiaramente un adeguato rapporto qualità-prezzo. In questo periodo abbiamo parlato già che il turismo balneare è molto importante per il turista russo, considerando anche il nostro clima. Non so da voi che tempo fa adesso, noi siamo stati nei giorni scorsi con -20 e siamo praticamente coperti dalla neve, tutto bellissimo, suggestivo, ma fa anche capire il desiderio di una vacanza al mare, quindi una vacanza balneare molto importante, almeno una volta all'anno per tutte le famiglie, soprattutto lo programmano, ma diventa sempre più importante anche il turismo alla scoperta delle nuove esperienze, dei nuovi territori, turismo attivo, turismo di salute e benessere, soprattutto in questo momento di post-Covid, chi ha avuto problemi di salute o chi magari lo fa per prevenirlo. Quindi tutti questi tipi di turismo diventano ancora più importanti e poi anche il turismo enogastronomico possiamo dire che non vi manca niente di tutto quello che sto citando, che avete un prodotto mare di altissima qualità, un prodotto enogastronomico di eccellenza, turismo alla scoperta del territorio con l'artigianato e le tradizioni di grande interesse per il turista russo. Quindi non ci resta altro da dire che rimaniamo a vostra disposizione, speriamo di avere il nostro prossimo incontro in presenza e speriamo davvero di poter iniziare a riprendere il lavoro nel 2022. Grazie per l'attenzione. Ci presenta i suoi ospiti. C'è qualche imprenditore che vuole intervenire? Sì, diamo la parola al tour operator dall'Armenia, Suzy, a te la parola, ti saluto. Microfono, Suzy, microfono. Solo che bisogna accendere il microfono. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Grazie, vorrei ringraziare e cogliere l'occasione per ringraziare la cooperazione
e il vostro supporto. La nostra clientela abbiamo le banche maggiori della Russia, l'imprenditoria. Abbiamo ovviamente possibilità di fornire servizi ad altissimo livello in tutte le soluzioni abitative e quindi davvero non vediamo l'ora di continuare la nostra cooperazione e vorrei ringraziare Enit per aver reso possibile questo incontro con tutti voi. Grazie. Grazie. Irina? Voi potete capire quanto è complesso fare simultaneamente una traduzione e cercare di essere collegati via Zoom in contemporanea. Voleva chiedere qualcosa in particolare ai nostri ospiti a Cagliari? Chiedendo a me? Chiedo scusa, un po' avevo il collegamento perso. Direi a questo punto diamo la parola al nostro prossimo relatore, all'operatore, diciamo, storico che inizia la storia ancora nel periodo sovietico, che è Intourist, a Natalia Divers. Natalia, a te la parola. Prego. Добрый день. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Non capisco se è il mio turno o no. Да, Наталья, говорите, пожалуйста, Наталья. Sì, prego. Cercherò di presentare... Cercavo di presentare delle slide, ma purtroppo Zoom non me lo permette. Un attimo. Prego. Ho preparato alcune slide in italiano. Un secondo. Anche se non mi sembra che funzioni qui la dimostrazione della condivisione dello schermo. Un attimo, scusate, avevo preparato alcune slide per parlare due parole ovviamente sulla mia azienda e parlare dei trend che adesso avvengono nel mondo. La presentazione era fatta proprio in italiano, me lo parlerò in russo, perché non ho ancora un italiano che me lo permette, però ho pochissimi minuti, quindi cercherò di essere rapida. Se a qualcuno interessa sarò lieta di inviare la presentazione. E spero perché tutto sia presentabile. Quindi la mia agenzia è una delle più anziane, che da anni è il maggiore tour operator nella Federazione Russa per quanto riguarda la gestione dei turisti stranieri, hanno uno dei leader per il Caucaso, la Crimea, quindi per il turismo domestico. Posso dire che la nostra azienda è caratterizzata da una forte responsabilità personale e nel 2022 abbiamo a che fare con migliaia di turisti. Sono dei numeri ovviamente che in epoca pandemica sono tutt'altro che negativi, ma vorrei parlare di quali sono le tendenze che vedo nel mercato turistico durante il periodo lockdown, ma spero anche che non ci sarà un ripetersi di queste situazioni. Ovviamente il flusso turistico è diminuito del 90-95%. Poi c'è da dire che però ha recuperato molto il turismo senza visti, turismo verso i paesi come Turchia e Egitto. Adesso parlo di questa situazione in particolare, dove la Turchia e l'Egitto, che non hanno un problema di viste, sono i volani della ripresa turistica per la Russia. Ovviamente da luglio del 2020 le limitazioni non hanno permesso di raggiungere quegli indicatori che avevamo avuto negli anni precedenti.
però vediamo delle prospettive non sempre rosee, ovviamente l'incertezza prevale per quanto riguarda il turismo outgoing e ingoing. Per quanto riguarda la nostra offerta rivolta all'Italia prima della pandemia, avevamo ovviamente sempre in programma delle visite a Verona, a Roma, in Sicilia, a Napoli, e offrivamo tutti quei tipi di turismo che riguardava non solo l'Italia centrale, ma anche la Sardegna con le escursioni naturalistiche. Abbiamo cercato di offrire, almeno fino a prima della pandemia, offrivamo tutti questi tipi di turismo. Vorrei parlare delle particolarità del turista russo, che possiamo riassumere tenendo conto dei dati ad oggi. I turisti russi ovviamente sono interessati al turismo balneare, che è offerto dalla Sardegna, come sappiamo bene. Per il turismo è importante l'accesso diretto al mare, spiagge sabbiose, l'accesso diretto alle spiagge, possibilmente con una piscina. Nel 2020 vediamo la crescita della richiesta di soluzioni di lusso, fino al 70% delle richieste lusso provenivano proprio dai turisti russi. La maggior parte delle escursioni ovviamente richiede poi una pianificazione di diversi giorni di viaggio. L'Italia è ovviamente una destinazione che resta fra le più richieste tra i paesi europei. La crescita della richiesta riguarda anche i tour di nicchia, possiamo dire autoriali, come vengono definiti, cioè i biotour, i wine tour, i food tour, che sicuramente bisognerà pensare, a cui sicuramente bisognerà pensare con il futuro con i nostri partner. Quali sono i desideri adesso? Adesso i nostri turisti vogliono la sicurezza, ovviamente, degli hotel in cui si rivolgeranno, che è importante, e penso sia importante anche per voi. Scegliendo l'hotel guardano all'accessibilità dei prezzi, l'accessibilità poi dei prezzi anche di trasporto, quindi che sia un volo regolare o un volo charter. E questo l'abbiamo visto soprattutto con i paesi che hanno ripreso il turismo. E ovviamente un altro aspetto che viene teso in considerazione è che il posto, la destinazione finale deve essere vicino all'aeroporto, cioè evitare di prendere aeroporti, mezzi pubblici. Sappiamo spesso che i turisti, per esempio, magari vengono poi ammassati nei bus dopo aver fatto i test Covid, e questa è sicuramente una situazione che i turisti vorrebbero evitare. Poi ovviamente l'hotel deve essere vicino al mare, e tutti noi cresciamo sia nelle esigenze che nei consumi, per cui quindi a tutti interessa ovviamente una camera che sia arredata dal punto di vista del mobilio, ma anche dal punto di vista della strumentazione tecnologica, quindi il wifi che sia presente in tutta la struttura alberghiera, non solo nella stanza. E in Sardegna questo lo vediamo. La TV satellitare. E poi ovviamente un turismo un po' di elite separato dalle masse turistiche, e questo è possibile sempre in Sardegna ovviamente. È importante, molti lo chiedono, la presenza di posti che siano adeguati per i selfie e per un buon album fotografico da portare a casa sul proprio smartphone. Ovviamente nel mondo moderno questa è diventata un'esigenza, condividere le proprie foto sui social. La possibilità di ricaricare il telefono in tutti i luoghi pubblici, anche in spiagge, in piscina, al ristorante, al bar. L'animazione, un buon intrattenimento per il tempo libero. Poi le possibilità di escursioni culturali. I turisti sono interessati
alle tradizioni culturali, al contatto con le persone locali, e ovviamente anche un prezzo, tutto questo ad un prezzo accessibile, e la possibilità poi di organizzare in sede escursioni gastronomiche o naturalistiche. Per quanto riguarda le escursioni, ovviamente le priorità sono sempre le stesse. Secondo la nostra statistica, al primo posto è sempre la cultura e l'arte, quindi i monumenti, i musei, le gallerie. Poi la seconda priorità, secondo la nostra statistica, è l'escursione di tipo attivo, quindi emozionale, anche come safari o comunque naturalistici nei parchi di divertimento anche. Le passeggiate lungo il mare, poi i tour di degustazione, le masterclass di degustazione gastronomica per immergersi nell'ambiente e poi concludere magari con uno shopping. Sono tutte queste priorità che condividono la classifica, diciamo. E in conclusione vorrei dire che la situazione è purtroppo instabile di cui abbiamo parlato, riguardante l'evoluzione della pandemia e delle restrizioni, porta a una scelta anche riguardante i termini di cancellazione per le prenotazioni in anticipo, ovviamente. Ci sono situazioni ovviamente in cui sono stati magari congelati dei fondi perché la prenotazione è venuta molto tempo prima. Quindi purtroppo non ho potuto condividere con voi le slide, finisco qui il mio incontro e la mia presentazione. Grazie mille per l'attenzione e sono sempre lieta di collaborare con la Sardegna. Grazie mille Natalia per la presentazione. Penso che sia stata un'informazione molto utile per i nostri partner italiani. Adesso vorrei dare la parola al nostro partner storico di San Pietroburgo, Maria Ushakova, che ha ovviamente un ruolo fondamentale in questo, e quindi sono lieta di darle la parola e di farle presentare la propria opinione. Sì, si sente. Parlo italiano, non è molto spesso che succede adesso a parlare la lingua, così spero che non l'ho dimenticata. Mi chiamo Maria Ushakova, sono la proprietaria e la direttrice del tour operator Art Travel di San Pietroburgo e siamo sul mercato da 18 anni e così siamo sempre stati specializzati in tour i viaggi verso Italia. E proprio l'ultimo, diciamo prima della pandemia, evento in febbraio 2020 è stato dedicato a San Pietroburgo, proprio a Sardegna, con lo supporto di Eni di Regione Sarda. E proprio dopo questo evento, 2 settimane dopo, l'Italia, diciamo, ha chiuso le frontiere. E per quello che per me così è stato molto importante di partecipare a questo evento, proprio, diciamo, per dire che non è stato l'ultimo. Che il viaggio è aperto. Natalia adesso ha parlato molto, diciamo, chiaro, sono d'accordo con tante cose che sono state dette da Natalia. Quelle che vediamo noi, diciamo, il compartimento di clienti è cambiato molto, anche se noi parliamo, per esempio, se si tratta dei clienti VIP, di segmento luxury, la cosa importante è che il cliente vuole avere la sicurezza quando prenota, la sicurezza che in caso se per esempio succede qualcosa prima delle partenze, tipo test positivo, eccetera, le sue prenotazioni, i suoi soldi versati per l'albergo saranno diciamo spostati o rimborsati o spostati per ulteriori viaggi. Poi il cliente prende la decisione per il viaggio sempre all'ultimo momento, anche al segmento luxury le prenotazioni vengono 2 o 3 giorni prima del partenza, quelle che abbiamo visto anche nell'ultimo anno, quando abbiamo lavorato parecchio con l'Italia proprio il segmento luxury, è così. La cosa importante che anche sta succedendo è che quelle che vediamo che il cliente non vuole viaggiare in tanti gruppi. La sicurezza, la propria indipendenza, diciamo, lo proprio spazio deve essere. Le cose che secondo me saranno richieste
che cliente, soprattutto l'età di 35-40 anni, che adesso viaggia, e quel target di cliente che può permettere anche il segmento luxury, vuole le cose non solite, sta cercando l'emozione, non sta cercando, non sceglie diciamo, il paese per il viaggio spesso, ma sceglie l'immagine, le destinazioni, le esperienze che ha vissuto le sue, può darsi amici e colleghi. Per quello diciamo anche per la Sardegna, che è ben conosciuta ovviamente Sardegna, anche parlando, se non mi sono sbagliata, che si tratta anche come l'attività sportiva, che vorrei sottolineare 4-5 prodotti che secondo me possono essere interessati e richiesti del cliente. Se parliamo dello sport, chi si viaggia? Per esempio in Turchia viaggiano squadre di calcio per allenamenti, per passare anche in mezza stagione corsi preparativi. Così se c'è la possibilità a livello, diciamo con il livello sportivo alto di sport professionale di organizzare questa opportunità, può essere anche molto ben richiesta. Poi i clienti ovviamente stanno cercando tour in gastronomia, poi sono richieste anche il livello che però non a livello sportivo, per le famiglie con ovviamente itinerari interessanti per vedere, per scoprire non soltanto il mare, ma le cose non solite. Quelle che anche ho segnato per dirle che al mio avviso, e sono d'accordo che l'Italia sarà tra i primi paesi dopo l'apertura di frontiere. A me è dispiaciuto molto che quest'anno si è aperto la Grecia, aperta Croazia, Belgrado e gli altri paesi e non l'Italia, perché ovviamente i clienti che non sono riusciti a effettuare il loro viaggio negli scorsi anni sono dovuti a cambiare la destinazione. Parecchi nostri clienti che dovevano venire in Italia hanno scelto, non avendo questa possibilità, hanno scelto gli altri paesi o le altre destinazioni entro la Russia. E spero molto che nel 2022 riusciremo ad avere l'Italia aperta, perché il cliente aspetta sì un anno, può darsi 2 anni, però non sono sicura che saranno pronti ad aspettare 3-4 anni. Sono qui, grazie mille per l'attenzione, spero che le mie idee saranno poi anche prese in considerazione. Спасибо Grazie, большое, grazie. Мария. Да, спасибо, очень интересные комментарии. Действительно согласна со всем, уже настолько Grazie мы mille, siamo d'accordo con tutto quello che ha detto, perché chiaramente c'è questa domanda e speriamo che questa domanda poi possa essere soddisfatta. Ora ascoltiamo qual è la situazione in Ucraina e abbiamo Irina Anopis che ci parlerà. Molto piacere, carissimi colleghi, buongiorno, mi chiamo Irina Anop, vengo dalla città di Kiev in Ucraina e sono la fondatrice di un'importante azienda nell'ambito dell'Ucraina a livello turistico. Noi siamo rappresentanti in realtà di un'azienda cinese in Ucraina, tuttavia al momento vediamo che la pandemia ha causato gravi problemi in tutto il mondo, quindi anche in Ucraina, perché ovviamente noi lavoravamo sia in outgoing che anche con il turismo domestico, quindi noi avevamo anche dei tour combinati con i nostri ospiti cinesi che li portavamo in giro per l'Ucraina, ma anche per il Bielorussia, per l'Armenia, per la Moldavia. Ci sono stati degli importanti progetti, dei tour combinati anche verso l'Italia, e ovviamente perché l'Italia ovviamente è uno dei nostri paesi che le persone vogliono visitare di più. Lavoriamo molto anche con voli charter, ma anche voli diretti, ad esempio da Kiev a Forlì, Kiev-Milano, ma anche da Ivano-Frankivsk abbiamo dei voli verso Milano, ma anche da altre città dall'Ucraina. Ci sono e c'erano almeno anche in passato altre città che ora non sono più sotto il controllo dell'Ucraina, tra cui Donetsk e Lugansk, quindi ovviamente la prospettiva verso l'Italia c'è sempre stata, l'interesse c'è.
Sfortunatamente anche noi siamo stati vittima di tutte le restrizioni e questo ci ha portato gravi problemi a livello sia materiale ma anche proprio di umore. Per quanto riguarda nello specifico la Sardegna, per quanto riguarda il turista ucraino e anche il tour operator ucraino, abbiamo sempre detto che la Sardegna è una sorta di Maldive italiane, perché è sia ricchezza della natura, è bellezza, anche la bellezza del mondo sottomarino, sono delle grandi spiagge, della bellissima sabbia, grandi possibilità per fare delle passeggiate e anche per delle foto da Instagram, come hanno già detto i miei colleghi. Si può fare praticamente qualsiasi cosa, si possono fare delle bellissime foto, dei bellissimi video, è proprio una favola che a differenza delle Maldive però è molto più accessibile sia da un punto di vista geografico, perché chiaramente si trova molto vicina e è molto vicina, quindi con i voli si fa in poche ore, però allo stesso modo c'è un piccolo svantaggio da parte dell'Ucraina perché non c'è un volo diretto charter, non c'è un volo regolare che possa portare da Kiev alla Sardegna al momento. Il problema principale poi è proprio l'assenza di un collegamento di qualità di trasporto e chiaramente questo problema riguarda non solo questo periodo in realtà, quindi diciamo post pandemia. Questo problema in realtà c'è sempre stato, legato soprattutto al fatto che già 4, 5, 6 anni fa avevano iniziato a lavorare a dei programmi insieme a Kiev, però sfortunatamente non sono state mai trovate delle decisioni di compromesso tra i nostri partner. Quindi ora c'è anche la Ryanair verso l'Ucraina e quindi questo già può essere un punto a favore del nostro lavoro. C'è un volo ad esempio con Milano. Quindi diciamo che speriamo che la Sardegna entrerà nella lista dei voli diretti con l'Ucraina. Per quanto riguarda l'ospitalità, il flusso principale di turisti che possono permettersi una vacanza, preferiscono tutti questi turisti il fatto di poter stare in isolamento, preferiscono il luxury, di solito ville, quindi appartamenti. Non vogliono troppi assembramenti, non vogliono che ci siano gruppi troppo grandi. Ovviamente molte persone vogliono andare a Portocervo, soprattutto persone molto abbienti si sono permesse di poter andare a Portocervo. L'importante per queste persone era semplicemente che fosse qualcosa di costoso, qualcosa che avesse associato il nome di Portocervo. Chiaramente Portocervo lo conoscono tutti in Ucraina, mentre la città di Cagliari, ad esempio, la si conosce molto di meno rispetto a Portocervo. Diciamo che non c'è stata per il momento abbastanza pubblicità, reclamizzazione di questa zona della Sardegna, però grazie alla pandemia e grazie quindi ai cambiamenti che sono avvenuti nella nostra vita, abbiamo visto che la cosa più prestigiosa non è più il fatto di essere a Portocervo, ma il fatto di essere in uno spazio largo, con dei buoni servizi, in sicurezza, con un rispetto della distanza sociale, del distanziamento, con tutto quello che riguarda i protocolli Covid. Quindi io spero che nel 2022 avremo dei cambiamenti verso il meglio. Chiaramente la nostra azienda sarà più che felice di presentare questo prodotto nel mercato ucraino. Speriamo di collaborare quindi con l'Italia, con la Sardegna e speriamo di farlo nella maniera il più potenzialmente possibile, nella maniera più ottimista possibile. Quindi io vi ringrazio tantissimo per avermi dato la possibilità di parlare qui e di essere qui e io quindi spero che nel corso del prossimo anno cercheremo di riusciremo a risolvere tutti i problemi con cui ci siamo confrontati nell'ultimo periodo e che riusciremo a vederci anche dal vivo. Grazie mille Irina per questa piacevolissima nota. Ovviamente tutti noi speriamo che gli sforzi che stiamo compiendo porteranno a dei risultati concreti e per quanto riguarda poi la sua presentazione avremo modo di avere anche dei voli con l'Ucraina perché chiaramente quando un turista sceglie un luogo di destinazione, soprattutto anche per quanto riguarda il turismo anche familiare, è importante che siano considerati tutti questi aspetti che voi avete già citato. Grazie mille Irina. Ora torniamo invece, diamo
la parola a un tour operator moscovita dall'azienda, con la signora Elena Kazemikiakina. Di Mosca, spero che sto bene. Sono Elena, vivo a Mosca e lavoro in turismo per Moscovskaya Dolgoletie. Si traduce come la longevità a Mosca, perché il mio secondo professione è DAD, didattica a distanza. Sì? Scrivo i corsi per online educazione e per Moscovskaya Dolgoletie. Sono la metodista. Molto interessante per materiali di corsi per Moscovskaya Dolgoletie. Della terza età, Moscovit è un grande progetto formativo che porta ai moscoviti della terza età la salute e il divertimento. Le materie che si studiano sono multilingue, 4 o 5, storia, arte e immagine, attività sportive, ginnastica, pilates, yoga. La lingua italiana è molto popolare di progetto. Spero che posso viaggiare in Italia e cerco gli luoghi di puro relax, massaggi, sauna, piscine. Cerco escursioni sul mare e con visita guidata di città, luoghi con pranzi con cucina tipica locale. Spero che tutto bene. Ok, grazie per l'attenzione. Спасибо большое, Елена. Grazie mille Elena. Diciamo comunque che la Sardegna è una regione che gode proprio della fama di una vita bella e lunga, quindi questo esempio è un ottimo esempio che si sposa perfettamente con l'idea di Sardegna e quindi può essere una destinazione ottima anche per le persone della terza età. E speriamo che ci sia quindi appunto la possibilità di riportare queste persone in Sardegna. Sì, conosco questo paesino dove vivono delle persone ultracentenarie e vorrei proprio vederlo questo posto, vorrei conoscere le persone, cosa fanno, voglio sapere cosa mangiano. Grazie mille Iliana. Ora torniamo in Ucraina. Lasciamo la parola a un operatore che si occupa di tour con matrimonio. A un rappresentante dell'azienda Vlasenko Weddings, Daria Petrovskaya. Buongiorno a tutti, mi chiamo Daria Petrovskaya, vengo dall'Ucraina e sono manager di progetti per i matrimoni. Ora cercherò di condividere il mio schermo. La mia presentazione è in inglese, però credo che... Scusate un secondo. Credo che se non ci sono le slide in inglese forse ha più senso se magari parlo in russo. Certo, assolutamente sì. Perfetto. Quindi parlo un attimo della nostra agenzia, si chiama Daria Vlasenko Weddings, è un'azienda che opera nella città di Kiev, ma anche in realtà in altre città dell'Ucraina, tra cui siamo specializzati in realtà nel tenere matrimoni all'estero. Per quanto riguarda la nostra posizione nell'ambito del mercato ucraino, siamo appunto un'azienda che ha già
un'esperienza di molti anni. Vorrei inoltre dire che questa azienda è anche parte del consiglio di amministrazione di un'altra importantissima azienda dell'Ucraina e abbiamo partecipato al Destination Wedding Planner Congress, che è un importante congresso per il settore dei matrimoni. E io, tra l'altro, sono diventata la prima organizzatrice dall'Ucraina che ha avuto modo di partecipare appunto a questo evento. Per quanto riguarda la tipologia dei nostri clienti, possiamo dire che i nostri clienti sono molto diversi, ma soprattutto di solito si tratta di persone generalmente piuttosto abbienti, di una certa età, e sono molto professionali e professionisti, adorano viaggiare in tutto il mondo e quindi vengono da noi proprio dicendoci che viaggiare è il loro principale hobby. Quindi i nostri clienti, come vi dicevo, adorano viaggiare, sono stati praticamente in tutto il mondo e spesso amano l'Italia e molto spesso viaggiano nelle varie regioni italiane. Quindi possiamo anche parlare dei loro amici, perché chiaramente loro sono degli invitati ai loro matrimoni e quindi sono anche loro dei nostri potenziali clienti, perché poi loro tornano da noi dopo questi eventi per poter utilizzare i nostri servizi. Per quanto riguarda le nostre offerte, noi vogliamo lavorare in maniera super personalizzata per ogni singolo turista, perché ogni cliente è una storia e ogni storia deve essere raccontata a modo proprio. Quindi avere un'attenzione ai dettagli, ai concetti, non è semplicemente un lavoro, perché il matrimonio allo stesso modo non è solamente un evento, è un'emozione, è un ricordo che resta per tutta la vita, è un'esperienza unica che si vive insieme ai propri ospiti. Quindi, partendo da quello che ho appena detto, noi abbiamo moltissimi progetti per ogni stagione di matrimoni. Purtroppo, chiaramente, nel corso del 2020 i matrimoni all'estero sono diventati molto di meno, però ora ci sentiamo sempre più pronti per poter riaprirci ad altri paesi. Di solito abbiamo lavorato in Italia, sul lago di Como e anche in Toscana, ma anche in Croazia a Dubrovnik e anche in Germania a Berlino. Che cosa possiamo ottenere, diciamo, da voi? Chiaramente un matrimonio all'estero è un evento in cui abbiamo ospiti da tutto il mondo, da varie anche culture, quindi. Questo ovviamente è un evento che dura più giorni e quindi gli ospiti hanno bisogno di varie attività di intrattenimento, non solo nel corso del giorno in sé di matrimonio, ma in tutto il loro soggiorno. Quindi si parla di solito da 20 a 25 persone. Viene poi, noi lavoriamo non solo nel corso dell'evento, ma anche 2 giorni dopo e 2 giorni prima, perché dobbiamo ovviamente organizzare tutto, allestire tutto. Quindi abbiamo anche dei bambini, tra l'altro, in questi eventi e sappiamo che i bambini hanno bisogno di specifiche forme di intrattenimento. Ovviamente, per quanto riguarda il giorno del matrimonio, bisogna fare in modo che le attività di intrattenimento non causino un consumo eccessivo di energia, siano le attività più tranquille. In quel giorno in particolare le persone preferiscono conoscersi, socializzare. Il giorno prima del matrimonio è bello avere ad esempio delle cene con delle degustazioni di vino, avere anche della musica. Inoltre, sempre prima del matrimonio è bello avere anche delle giornate da passare in spa, alle terme, oppure avere delle masterclass a livello culinario, perché così le persone possono scoprire la bontà dei prodotti locali, possono fare anche delle passeggiate lungo il mare. Nei giorni successivi, quindi dopo il matrimonio, quando tutti poi vogliono rilassarsi del tutto, si possono proporre delle attività un po' più attive. Ad esempio, può fare delle escursioni, fargli scoprire la città, però si può anche fargli dei corsi di ballo, ad esempio, o fare dei giri al cavallo, dei concerti, degli show, degli spettacoli. Quindi noi sappiamo che il nostro mercato in Ucraina, per quanto riguarda i matrimoni, è ancora abbastanza giovane, però noi stiamo facendo davvero di tutto per far sì che si sviluppi sempre di più. E vogliamo raccontare a questo mercato che fare un matrimonio all'estero è una possibilità reale e concreta e bella. Quindi io vorrei
concludere con queste parole, e per questo io vi ringrazio sentitamente per avermi dato la possibilità di esprimermi. Ovviamente noi le auguriamo che lei possa avere la maggior possibilità di clienti che poi avranno il desiderio di andare in Italia, non solo nella bellissima Toscana, ma anche nella splendida isola della Sardegna. Quindi speriamo davvero che tutto continui a migliorare. E quindi speriamo che la Sardegna possa diventare un luogo proprio per questi viaggi così romantici. Che possa essere anche un luogo in cui trascorrere il proprio periodo di nozze anche per le persone che scelgono di sposarsi all'estero, e in questo caso in Sardegna. Sappiamo benissimo che la Sardegna ha un cibo incredibile, un mare bellissimo. E quindi questa è un'ottima destinazione per il vostro mercato. Sì, sono totalmente d'accordo. Grazie mille, grazie mille. Ora lasciamo la parola a Natalia Khvatova da Caravan Lux, anche lei viene da Kiev. Buongiorno, buongiorno, spero che mi si senta. Noi ci occupiamo di turismo individuale e chiaramente siamo riusciti a sopravvivere durante la pandemia perché abbiamo molti clienti. Ora però abbiamo dei tour molto costosi. Quindi, per quanto riguarda le politiche di cancellazione e di restituzione dei soldi che vengono pagati per le prenotazioni, la domanda per andare in Sardegna c'è. Noi in realtà collaboriamo con Forte Village e anche Real Porto Cervo. Qual è la particolarità? È che i clienti vogliono pagare, però vogliono avere la sicurezza che anche magari con un anticipo minimo possono avere la possibilità di avere i soldi restituiti se ad esempio ci sono problemi relativi alle limitazioni, alle restrizioni, o se la persona stessa ad esempio si ammala di Covid. Quindi per poter fare delle prenotazioni verso la Sardegna ci devono essere delle garanzie finanziarie, e quindi deve esserci quello di cui stavo appena parlando. È chiaro che tutti vanno all'estero, ad esempio in Turchia, e in Italia ovviamente abbiamo dei clienti. E il problema riguarda anche i vaccini, perché noi ad esempio abbiamo un vaccino che non viene riconosciuto dall'Italia. Sarebbe bello, visto che la Sardegna è una regione a statuto speciale, sapere se ci fosse la possibilità di far sì che almeno la Sardegna riconoscesse il vaccino Coronavac. Io al momento sfortunatamente per quanto riguarda la Sardegna, noi possiamo garantire solo dei tour che sono molto costosi, e di solito i nostri clienti vanno generalmente a Porto Cervo o al Forte Village. Per quanto riguarda i miei clienti, questo elemento economico-finanziario è uno dei più importanti. E per quanto riguarda i programmi di escursioni o gite, diciamo che non è la cosa più importante. E di solito, se sono interessati alle escursioni, di solito fanno un viaggio combinato in cui magari visitano o Venezia o Roma e poi vanno in Sardegna. Cioè, quello che a loro interessa di solito è comunque la spiaggia e comunque il cibo, la natura, andare in dei ristoranti validi. E altre particolarità per quanto riguarda la Sardegna, al momento ci sono delle richieste per quanto riguarda i vini,
e anche per un soggiorno più prolungato all'interno del paese. Se prima magari chiedevano di restare una settimana, adesso invece abbiamo richieste anche per 2 settimane, addirittura qualcuno chiede 3 o 4 settimane. Però abbiamo bisogno di risolvere questi, anche per quanto riguarda gli appartamenti. Però io non sono un esperto in realtà di appartamenti, anche se potrebbe essere qualcosa di molto interessante. Di certo questa però può essere una via di sviluppo per la nostra collaborazione. Inoltre, per quanto riguarda invece dei tour, diciamo, di livello medio, quindi un po' meno costosi, per quanto riguarda appunto l'Ucraina, se vogliamo portare clienti di questo tipo, ovviamente ci deve essere un collegamento diretto tra l'Ucraina e la Sardegna, perché per il momento si passa sempre tramite o Roma o Milano. E questo ovviamente crea delle riduzioni del turismo. Quindi io ora vi lascio e vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato, vi saluto dall'Ucraina, ovviamente capisco che qui ci sono comunque delle aziende che sono ancora in vita nonostante la pandemia, quindi voglio ringraziare tutte le persone che hanno parlato perché hanno fatto dei discorsi interessantissimi e questo evento di certo è estremamente interessante per far conoscere meglio la Sardegna e capire meglio le possibilità offerte dalla Sardegna. Итальянской стороне, а то, что вы сказали относительно экскурсионки, это то, над чем нам тоже всем Ovviamente работать. ci sarà una parte poi di domande e risposte dagli tour operatori italiani verso i nostri colleghi russi per parlare di quali sono le opportunità. Grazie mille. Irina, mi senti? Grazie. Io a nome di tutti i presenti vi voglio ringraziare perché sono stati veramente degli spunti interessantissimi che ci aiutano a riflettere, a programmare il nostro futuro. Qui in sala c'è già una persona, un ospite che vorrebbe rispondere a diciamo, le istanze portate avanti dai tuoi ospiti, Martino Di Martino del Consorzio Sardegna Costa Sud. Allora, rispondo all'ultimo intervento. Intanto grazie a tutti, spunti di riflessione, elementi molto importanti che ci aiutano a programmare meglio un prodotto che sia, come dire, consono alle vostre aspettative. Volevo rispondere all'ultimo intervento della signora da Kiev, se non sbaglio, per tranquillizzarla e dirle che ad esempio per quanto riguarda tutti i processi e tutte le, diciamo, le disposizioni ministeriali che sono atte a contenere la pandemia, ci siamo organizzati ma da tantissimo. Villa Simius è stata la prima destinazione nel Sud Sardegna che ha obbligato i dipendenti a fare il tampone per la contrazione del virus, quindi per garantire agli ospiti la sicurezza sanitaria. Il mercato dell'extraalberghiero, ci ha detto Maurizio Battelli, come si è autodisciplinato, mettendo proprio dei processi e delle procedure per l'accoglienza, per la pulizia delle camere, per la somministrazione delle prime colazioni. Gli alberghi hanno cambiato i loro processi e le loro cancellation policy, ad esempio. Gli alberghi che prima chiedevano il prepagamento per le tariffe non rimborsabili si sono adeguati anche a quelle che sono state, come dire, le contromisure dei grossi portali online tipo Booking.com, Expedia, eccetera. Quindi c'è attenzione e addirittura anche da parte dei tour operator, delle agenzie, dei destination management company, degli MSC locali che fanno delle assicurazioni, propongono delle assicurazioni sia per il rimborso di eventuali penali dovute alla cancellazione per motivi sanitari legati al Covid, ma anche l'assicurazione per l'assistenza sanitaria in loco
laddove malauguratamente gli ospiti dovessero contagiarsi durante il loro soggiorno. Quindi da questo punto di vista mi sembra di poter tranquillizzare i tour operator amici dalla Russia. Il mercato è pronto da questo punto di vista, tenendo conto dell'importanza del turismo per i nostri territori. Siamo corsi subito ai rimedi, ai ripari per essere il più possibile garantisti da questo punto di vista. L'altro riferimento ai matrimoni e ai servizi, ad esempio, legati al luxury non esiste, ma a prescindere dal Covid, l'assembramento o i viaggi in comitiva con pullman super affollati. Da molto tempo i nostri operatori si sono organizzati con servizi di transfer adeguati, con mezzi, autovetture, minibus di ultimissima generazione, di primo livello. Sappiamo che è un turismo che va trattato con i guanti bianchi, trattato con tutto il riguardo, quindi niente da dire per il turismo di massa che tanto ci dà, però sappiamo che il servizio erogato a un certo tipo di turismo deve avere delle caratteristiche differenti. Quindi grazie ancora. Grazie. Anche per quanto riguarda la wedding destination, Cagliari si sta attrezzando diciamo, l'amministrazione comunale ha concesso ad alcune location di poter celebrare direttamente in loco i matrimoni, vero Assessore? Avete anche realizzato un video promozionale? Sì, grazie. Ringrazio per la domanda, perché proprio la settimana scorsa la Corte di Palazzo d'Oglio è una di quelle location nuove, molto importanti, anche nell'ottica di un turismo di lusso del quale abbiamo parlato prima. Quindi io ritengo che stiamo creando i presupposti affinché ci siano tutte le condizioni per un turismo migliore, di lusso, ma diciamo un turismo anche in sicurezza, come ha detto prima Maurizio Battelli, perché Safe & Clean l'abbiamo noi finanziato con un contributo, ed è giusto anche essere sempre vicini alle associazioni, in questo caso l'ex-alberghiero, che ha voluto fare questo tipo di valutazioni insieme a noi. Mi sono segnato, colgo l'occasione per dare risposta anche agli amici russi, ma anche a coloro che sono intervenuti, perché ho preso nota di quello che è stato detto. Sarò brevissimo, quindi non spaventatevi perché l'ora è già tarda. Tanto vi ringrazio. Il primo intervento è stato di Fausto Mura, che ha parlato, di Federalberghi, che ha parlato del 10% del turismo russo qui in Sardegna. Io ovviamente parlo di Cagliari, perché essendo assessore del turismo di Cagliari, naturalmente io promuovo la città. Il nostro mare, detto da un mio amico tour operator, che è anche agenzia di viaggi, dice che è migliore di quello delle Maldive. Lui ha visto che le Maldive, questo è motivo di orgoglio, per cui lasciatemi dire questo, perché insomma così dicono persone state anche alle Maldive e non ha nulla da invidiare. Voglio anche dire che si è parlato anche della nostra eccellenza enogastronomica, e ricordo ai presenti, ma lo dico agli amici russi e ucraini che sono intervenuti, che Cagliari è stata insignita qualche mese fa di un importante riconoscimento, che è capitale italiana enogastronomica, dal Gambero Rosso, una rivista di fama nazionale. Poi per quanto riguarda la desagiornalizzazione, noi ci siamo come amministrazione comunale, rispondendo al presidente regionale Manca di Federalberghi, e siamo disponibili, insieme anche ai presenti, ma insieme anche a coloro che ci ascoltano, ad un progetto organico affinché valutiamo insieme quali possono essere le priorità migliori per promuovere al meglio la città. È chiaro ed evidente che la pandemia ci ha cambiato le abitudini, è stato detto anche in questo convegno, ma noi ci stiamo attrezzando e ci attrezzeremo insieme per modificare al meglio questo stile di vita e far sì che si possa arrivare in sicurezza, come anche lo hanno richiesto gli amici che sono collegati dall'est europeo. Per quanto riguarda poi l'intervento di Nicola Palomba, faremo tesoro insieme a Camaristella Casula dello studio che è stato fatto per far diventare Cagliari città turistica da Confindustria, e quindi io sono sicuro che questo sarà il primo incontro di una serie di incontri proficui che faremo anche in futuro, anche a partire dopo le vacanze natalizie. È chiaro ed evidente che un turismo senza servizi non può decollare, non può funzionare,
e anche su questo io non a caso siamo nella sede di un importante servizio che viene dato anche ai turisti ma anche ai cagliaritani e coloro che comunque hanno a che fare con i viaggi. Questo Airport Library, che ovviamente dà la possibilità di poter anche prendere a noleggio un libro, portarselo durante il viaggio e restituirlo qui quando si ritorna alla destinazione di Cagliari. Questo è importante dirlo perché la Sogare è stata sempre un partner che ha sempre collaborato e quindi anche in questa occasione volevo metterlo in evidenza. Martino Di Martino ha detto siamo rimasti in pochi, ma io dico pochi ma buoni, perché coloro che sono rimasti nonostante le crisi e nonostante la pandemia che abbia chiaramente creato non pochi disagi, devo dare atto a Martino Di Martino e a Maurizio Battelli, perché dico loro due perché sono qui davanti a me, ma non di meno tutti gli altri operatori, che abbiamo veramente lavorato tanto anche in periodi di difficoltà e forse abbiamo lavorato anche di più, diciamo sempre noi, perché anche se così come gli amici russi oggi non li vediamo in presenza ma li vediamo dietro un monitor, lo abbiamo fatto anche noi in pieno lockdown, ma sono sicuro che avremo la possibilità, amici russi, amici ucraini, partendo dallo spunto di questo titolo, Cagliari città aperta, di poterci abbracciare apertamente una volta che questi contagi diminuiscono e possiamo creare le condizioni per promuovere al meglio la città. Così come 25 anni fa c'era questo sogno di poter creare questa destinazione appetibile. Questo sogno chiaramente è stato vinto, come è stato detto da chi mi ha preceduto, ma va sempre alimentato al massimo e su questo lavoreremo insieme. Ovviamente dobbiamo interagire con la Regione Sardegna, lo faremo quanto prima, e chiaramente con la Sogair, che è l'ente di gestione del nostro aeroporto, affinché si possano creare i presupposti per aumentare il numero di voli da e per Mosca, da e per Kiev, dove riteniate opportuno, vedremo poi da cosa nasce cosa, quali possono essere le azioni sinergiche migliori. Dobbiamo recuperare un 40% circa, dice Martino Di Martino, rispetto al 2019, ma voglio dire che dopo del disastro, dico io, che c'è stato nel 2020, stiamo cercando di respirare e quindi mi auguro che questo boccata d'ossigeno possa arrivare a tutti gli operatori che sono anche presenti. Poi vediamo un attimino. Non entro nel merito se la Turchia e la Germania siano preferibili, voi amerete Cagliari e verrete in massa a Cagliari, di questo ne sono convinto. Sul turismo di lusso ha chiaramente un impatto importante su tutte le nostre attività produttive e io ovviamente, oltre che assessore al turismo, sono anche assessore alle attività produttive, non posso che essere felice a lavorare insieme affinché si possa dare una mano a queste attività a poter ripartire. Maurizio Battelli, io mi complimento per aver organizzato l'evento destinato a questo mercato del lusso. Sulla bontà del progetto non ho bisogno io di dirlo, ma l'ho valutato anche in altre occasioni. Ho parlato di Safe and Clean per il progetto che dà la possibilità in strutture extraalberghiere di avere la tranquillità che voi amici russi e ucraini avete chiesto e quindi siamo già andati in questa direzione, quindi siamo pronti anche su questo. Che può dare risposte di tipo anche sanitario, dando risposte immediate. Io invito Maurizio Battelli, che sarebbe bellissimo presentare anche alla stampa questo progetto, perché insieme abbiamo fatto tanto e questo è giusto anche poterlo pubblicizzare anche in altre sedi, quindi mi complimento per l'ennesima volta. Sto andando veloci, non preoccupate, ma io ho scritto quello che avete detto. Diamo adesso le risposte che sono arrivate dall'ambasciata italiana a Mosca. E quindi l'amica Irina che vedo collegata e a tutti coloro che sono intervenuti. Dobbiamo vedere insieme come impostare il lavoro, cara Irina, quindi sarebbe bellissimo anche via mail poter avere delle idee progettuali da parte vostra e andare oltre quello che è stato anche per noi un danno nel 2020 in particolare, ossia il cosiddetto turismo domestico, come l'avete detto voi e come purtroppo anche noi abbiamo avuto a che fare nel 2020 in particolare. L'Italia, ha detto Irina, rimane un paese molto desiderato, io sono sicuro che Cagliari lo diverrà ancora di più e dovrete inserire nelle destinazioni tra Verona, Roma e quelle che avete inserito, Cagliari al primo posto. Poi racchiudiamo tutto quello che avete detto in due parole: turismo esperienziale. Lo avete detto voi, noi lavoriamo molto su questo. Cagliari
sta puntando su un turismo a 360 gradi di tipo ambientale, perché le nostre bellezze ambientali lo permettono, il clima lo permette, ma anche di tipo sportivo, lo avete detto voi, di tipo culturale, abbiamo tantissime bellezze culturali, e di tipo enogastronomico per i motivi che ho detto prima e non mi dilungo a ripeterli. Vi lancio un'idea che io ho lanciato il giorno in cui abbiamo presentato insieme agli ospiti presenti e a Maestria Casula, che ringrazio ancora per la Casa Rosa per questa iniziativa molto importante. Mi piacerebbe fare 2 eventi, dico 2 perché qui sono Kiev e Mosca rappresentati, o Mosca e Kiev, devo dirlo prima uno e poi l'altro, perché con il problema geopolitico cito una volta a Mosca e una volta a Kiev per primo, e quindi non scontentiamo nessuno. E tutti e 2 importanti come importanti paesi quali la Russia e quali l'Ucraina, con i quali noi vorremmo interagire e vogliamo fare delle azioni sinergiche insieme. Mi piacerebbe creare degli eventi. Cagliari incontra Mosca, Cagliari incontra Kiev e le città che voi ritenete opportuno, e lo stesso Mosca e Kiev incontrano Cagliari. In quel caso potremmo presentare le nostre peculiarità di tipo gastronomico e non solo, e promuovere, che ne so, un bel evento sportivo, come voi avete detto, che attrae, perché noi da poco abbiamo presentato i campionati mondiali di pallavolo che hanno portato fortuna all'Italia, non alla Russia, perché abbiamo vinto noi il mondiale. Per un'altra volta ci sarà la Russia che vincerà la finale, perché mi pare la finale fosse proprio Italia-Russia, mi pare di ricordare. E questa volta siamo stati fortunati noi, ma potremo crearne degli altri e potremo creare veramente degli eventi dove mettiamo in evidenza anche le nostre eccellenze, i nostri artigiani, tutte attività che hanno sopportato veramente tantissimi disagi. Ecco, mi sono segnato un ultimo punto, così non vi annoio, è stato veramente veloce. Noi abbiamo la vicinanza all'aeroporto che voi avete chiesto. Abbiamo le strutture indispensabili con servizi appunto altrettanto importanti come la TV satellitare, come Wi-Fi, e la presenza di scenari mozzafiato per i selfie. Questo ve lo possiamo garantire al 100%. E abbiamo anche un buon intrattenimento nel tempo libero. Vi invito a visitare la pagina Facebook Cagliari Turismo, che curiamo come assessorato al turismo che io rappresento, e in particolare nel fine settimana promuoviamo tutti gli eventi che si terranno a Cagliari. Partendo dal presupposto che la permanenza media è 2-3 giorni, si coniugano benissimo con quelle che sono anche le vostre esigenze. Vi aspettiamo numerosi, sono sicuro che questo evento sarà da apripista a tutta una serie di eventi che faremo. Vi aspettiamo a Cagliari a braccia aperte, come sta nel tema Cagliari città aperta. Grazie. Maristella Casula, la Presidente di La Casa Rosa, vuole naturalmente anche lei dirci qualcosa. Grazie. Sì, io ho parlato con diversi operatori che avevano dato la disponibilità a presentare la loro azienda, i loro servizi, Maremania, Nautilus, Galisè, e poi forse si è spostato anche un'altra persona. Quindi mi farebbe piacere se venisse presentata, insomma, la vostra azienda. Prego, Luca, il nostro collega, ci aiuta a far girare il microfono. Chi è che deve parlare? Eccola. Vieni, sì. Buongiorno a tutti. Io sono Elena e rappresento Maremania DMC, è un'azienda storica anche a Cagliari e posso parlare anche in russo se preferite, come vi viene comodo. E noi siamo un tour operator che lavora dal 1998 e abbiamo lavorato moltissimo anche con il mercato russo. Io lavoro da Maremania da 10 anni, io sono russa e ho iniziato proprio la mia esperienza in Sardegna con i tour operatori molto famosi come Carlson Tourism, come Inflot e tutti gli altri. E noi ci occupiamo soprattutto della parte di di servizi online, quindi facciamo i trasferimenti, alberghi, escursioni e lavoriamo soprattutto al sud della Sardegna, perché comunque lavoriamo anche al nord, ma essendo al sud offriamo i nostri servizi qua.
Io personalmente gestisco la parte di escursioni perché io sono la guida turistica e quindi questa è la zona che conosco molto bene e che posso offrire. E potete anche vedere i nostri servizi sul nostro sito maremania.com e oltre che avere i trasferimenti, perché abbiamo i nostri mezzi, pullman, le macchine di lusso, tutto quello che ovviamente vuole il turista russo, il turista ucraino, abbiamo anche da un paio d'anni un bed and breakfast al centro di Cagliari, quindi è molto bello anche quello e così facciamo parte anche noi della Cagliari, dell'ospitalità di Cagliari. Vi ringrazio, quindi noi siamo qua, vi aspettiamo veramente, ci mancate e speriamo di vedervi. Как я вам уже сказала, меня зовут Елена, я представляю туроператор Маремания. И многие из вас нас знают, потому что мы работаем уже с 1998 года на русском рынке. И мы организуем и трансферы, и экскурсии, индивидуальные, и групповые, и занимаемся частью отелей и гостиниц, поэтому ждем вас. И мы всегда вас ждем, мы по вам очень соскучились и надеемся вас в скором времени здесь увидеть. Большое спасибо. Grazie infinite. Ci sono altri interventi in sala? Prego. Tempo di disinfettare i microfoni, eccolo qua. Io chiedo scusa perché sono un po' emozionata, non sapevo di appunto dover intervenire quest'oggi, però io mi chiamo Roberta Venuto, non sono sarda, ma sono diciamo di nascita, ma lo sono diventata di adozione. Rappresento oggi una struttura molto giovane qui a Cagliari, parlo dell'Hotel Nautilus che si trova di fronte a uno dei simboli della città, quindi il Poetto molto molto apprezzato sia dal cagliaritano che insomma da tutti gli abitanti della Sardegna e d'Italia. È una delle, insomma, si trova sul litorale di Cagliari, una delle spiagge più famose anche della zona, insomma abbastanza famosa per la sua spiaggia, della sua sabbia finissima, bianca e ripeto il simbolo del Poetto e della Stella del Diavolo. Rappresento una realtà molto giovane, un hotel che nasce nel 2014, che negli ultimi anni si sta ampliando sempre di più, attualmente si costituisce di 2 piccoli blocchi, ma siamo in fase di ultimazione anche del terzo blocco. Ripeto, una realtà giovane che sta cercando di ampliarsi e di farsi conoscere sempre di più sul territorio. Io vengo da un'esperienza passata in strutture più grandi, sempre qui in Sardegna, quindi ho avuto modo di conoscere molti dei tour operator che abbiamo visto poco fa. Rappresentavo proprio il mondo russo, in quanto anch'io parlo russo. Però mi sono avventurata insomma in questa nuova realtà, quindi mi fa piacere essere qui anche per conoscere e ampliare i miei orizzonti e far sì che la nostra realtà sia conosciuta all'estero. Per il momento non lavoriamo con il mercato russo, però è insomma un nostro obiettivo, ecco, perciò speriamo. Infatti mi farebbe piacere anche ricevere tutti, insomma, una lista dei contatti delle persone che sono intervenute oggi, anche per poter insomma avviare una possibile collaborazione. Abbiamo collegamenti con l'aeroporto, siamo collegati benissimo al centro della città e a tutte le principali attrazioni della zona, quindi penso che la nostra struttura, così come le anfore che rappresentiamo anche a Villa Simius, abbiano tutti i requisiti per poter ospitare anche i nostri amici dalla Russia e dall'Ucraina e farli apprezzare quanto più possibile Cagliari e la nostra realtà. Grazie mille. Voglio dire, posso dirlo che insomma il Nautilus è proprio quello che di fronte al mare, cioè basta fare 1 metro e si tuffa. Più di fronte non si può. Bene, ci sono altri interventi?
Eccone un altro in arrivo. Prego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie alla Casa Rosa, grazie a tutti i partner istituzionali e pubblici che ci hanno dato questa bellissima opportunità. Mi chiamo Marco Suli, sono il responsabile di un tour operator che sta nel quartiere storico della Marina, quindi a Cagliari, e si occupa prevalentemente di turismo esperienziale in Sardegna 365 giorni all'anno. Quindi ovviamente facciamo tutte quelle, non escursioni ma esperienze che riguardano la Sardegna, che sono tante e che si possono fare proprio a partire da Cagliari. Cagliari in effetti è la porta della Sardegna e lo è sempre di più, oltre che la principale caratteristica è quello di poter organizzare dei soggiorni durante tutto l'anno. Quindi anche quando diciamo, le principali poi, centri balneari sono chiusi, Cagliari è sempre aperta, è viva, è solare e quindi ha tutta una serie di caratteristiche per cui rendono i nostri clienti, che negli anni ormai, noi oltre 10 anni organizziamo questo tipo di vacanze, di esperienze di Sardegna, li rendono veramente soddisfatti e tutti quando vanno via da Cagliari dicono la stessa cosa, non pensavamo di trovare una città così viva, quindi Cagliari vi assicuriamo ha in questo momento gli standard qualitativi di comfort per tutti i tipi di vacanza. Siamo qui per ascoltare le vostre esigenze, cioè quello che a noi caratterizza prima di tutto è cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri turisti. Quindi facciamo prevalentemente dei soggiorni e delle vacanze su misura. Questa è la prima caratteristica. Collaboriamo ovviamente con tutte le principali strutture, sia di Cagliari e sia dell'entroterra. Abbiamo ovviamente le guide che ovviamente parlano lingua russa e quindi vi aspettiamo qui, sia gli amici diciamo, dall'Ucraina sia quelli russi, per una vacanza che pensiamo sia veramente molto più che un soggiorno solamente balneare. Grazie a tutti. Grazie a voi. Bene, abbiamo il collegamento fino alle 13. Io vorrei chiedere a Irina se c'è qualche sua ospite che vuole fare delle domande ulteriori ai nostri ospiti. Sì, adesso lo chiediamo. Уважаемые коллеги, у вас есть у кого-нибудь вопросы к нашему? Care colleghe, avete forse domande per i nostri partner italiani? Ovviamente potete porle e sfruttare questa occasione. Maria forse? No? Tutto chiaro allora? Va bene. Allora aspettate forse di incontrarvi personalmente poi per le ulteriori domande. I partecipanti per il momento non hanno le domande. Secondo me aspettano sperimentare non appena si aprono le frontiere. Ecco sì, noi vi aspettiamo naturalmente. Ecco, c'è un'ulteriore domanda, un attimo. C'è un altro ospite da Cagliari che vuole interagire con voi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Innanzitutto grazie per avermi invitato a questo evento. Vi ringrazio anche per avermi concesso appunto di parlarvi di me. Io sono Stefano Pinna, titolare della SPA Autonoleggio. La SPA Autonoleggio è una piccola impresa che opera nel settore del servizi transfer, noleggio con conducente e da febbraio del 2021 anche nel settore del noleggio senza conducente. È una realtà che ormai opera da parecchi anni. Io ci tengo a precisare che sono la seconda generazione che appunto opera nel servizio di servizi transfer nell'ambito turistico, proprio perché mio padre iniziò questo lavoro nel 96, è stato uno dei primi noleggiatori ad operare nel servizio di trasferimento nell'ambito turistico. Iniziò come padroncino nel Fort Village, una struttura che abbiamo appunto citato tra le più importanti del Sud Sardegna. Da lì ha iniziato la sua carriera imprenditoriale, ha avuto la possibilità di appunto conoscere tantissime realtà, intraprendere tantissimi bei progetti. Ora sono qui appunto che cerco di mandare avanti l'attività da lui ereditata.
Bene, grazie. Grazie a voi. Ecco, per quanto riguarda l'autonoleggio, potevo fare un piccolo commento riguardo i nostri mercati. Qui siamo abbastanza viziati dalle macchine a cambio automatico, che non si dà per scontato trovarli quando un cliente sta cercando la macchina per affittare. Non sto parlando con la macchina a noleggio con la conducente, ma sto parlando delle persone che vogliono viaggiare in autonomia. Molto spesso trovano delle difficoltà a trovare le macchine con cambio automatico e molti non sono più in grado di guidare quegli cambi. Confermo. Quindi da notare questa particolarità. Beh, allora c'è da dire una cosa, quello è un settore molto delicato, nel senso che lavorando in un periodo stagionale, molte aziende non si organizzano a 360 gradi. Noi cerchiamo di essere abbastanza flessibili anche con i nostri clienti, cerchiamo di reperire sempre i veicoli anche dei nostri partner che appunto ci aiutano nel momento in cui non ci siano presenti nel nostro parco auto. Quello non è sicuramente un problema per i veicoli a cambio automatico, però d'estate, soprattutto questi ultimi anni, si è presentato un problema che è quello della reperibilità dei veicoli. Ci sono tempi di attesa molto lunghi da parte dei concessionari. Purtroppo quello non è un problema dato, non è un disservizio dato da noi, ma appunto dalle sfere più alte. Però riusciamo sempre a risolverlo nel migliore dei modi. Sì, siccome il nostro incontro è proprio organizzato per questo, vi segnalo questa particolarità del mercato da prendere in considerazione. E appunto, e noi ci organizzeremo di conseguenza. Grazie. Grazie ancora. Naturalmente i rapporti sono aperti, adesso ci scambieremo mail. Irina, insomma, sei preparata, insomma, ti travolgeremo dalle mail. Cercheremo comunque di, a parte gli scherzi, di organizzare un incontro, l'assessore l'ha già preannunciato in primavera, pandemia permettendo. Siamo pronti ad ospitare coloro che vorranno venire a visitare la città, l'entroterra di Cagliari. Molti lo conosceranno già, ma appunto, come abbiamo detto, non c'è solo Pula, non c'è solo Nora, ma c'è anche Cagliari e tutto il territorio vicino, che vi assicuro è davvero bello. Salutiamo. Allora, intanto saluto l'Enit di Mosca, che ringrazio per questo terzo appuntamento e speriamo che nel 2012 si possa finalmente incontrarci in presenza con il nuovo progetto che l'Associazione Culturale La Casa Rosa ha predisposto, che prevede un educational tour a Cagliari nel mese di settembre, tra il 29 settembre e il 2 di ottobre del 2012. Speriamo però che del 2022 e speriamo che comunque prima si riesca ad andare a Mosca verso aprile, speriamo, forse sono troppo ottimista. Comunque noi qua faremo sicuramente una serie di incontri con gli operatori per capire come possiamo organizzare tutte queste attività. Ti manderò un'email così avremo modo di approfondire e capire quali possono essere le vostre esigenze, come potremo organizzare il tutto. Ringrazio gli operatori che hanno partecipato a questa iniziativa. Abbiamo anche un piccolo omaggio da consegnare da parte della Sogaer ai nostri relatori e a chi è intervenuto. Grazie. Grazie, arrivederci. Maristella, volevo solo aggiungere un attimo. che siete in contatto anche con la mia collega Elena, che ringrazio per l'assistenza nell'organizzazione di questo evento, ma con la quale potete anche interagire riguardo le attività organizzate dall'Enit Mosca, perché nella programmazione 2022 abbiamo 2 workshop, uno appunto a Mosca, un altro a Kiev, e una fiera turistica, la storica MITT di Mosca, che si svolge a marzo, quindi per chi è interessato può contattare Elena e avere maggiori informazioni. Sì, grazie Irina, ringrazio anche Elena e chi ha collaborato per questo evento.
Ringrazio l'Enit Roma, la dottoressa Maria Elena Rossi e Francesco Dauria, che ci è stato vicino anche se è dietro le quinte, i traduttori della network, e poi un ringraziamento particolare prima di concludere all'assessore Alessandro Sorgia e al Comune di Cagliari, l'assessorato alle attività produttive, commercio e turismo, che ci è stato a fianco in questa iniziativa e sicuramente ci sarà a fianco ancora. E poi un altro ringraziamento sicuramente alla Sogaer, che ha dato tutta la sua disponibilità con la sala, ma non solo, con uno staff eccezionale che ci ha supportato in tutto. Grazie di nuovo. Ringraziamo anche la Momentum SRL, Bruno Spinazzola, che ha curato tutta la regia di questo evento. La ringraziamo come Associazione Culturale La Casa Rosa, è il secondo progetto che portiamo avanti, sempre con grande soddisfazione per la professionalità. Grazie. E grazie anche agli altri operatori russi che ci hanno ascoltato in modalità spettatori, quindi li vedo alcuni commenti. Grazie a tutti, ciao. Всем привет!